Tantissimo, perché le associazioni di volontariato che si stanno occupando di questo, specialmente le associazioni combattentistiche con i vigili del fuoco, i fanti della Dea Bellona, tantissimi gli scout, le scuole, hanno detto che è una cosa bellissima. Oggi avremo anche la scuola, non mi ricordo, Collodi, sì, della professoressa Ferraro, che sarà a San Liberale con i bambini, che raccoglieranno questi farmaci da distribuire poi anche al mio banco solidale, non solo, ai centri di raccolta. E devo dire veramente grazie, perché sia la colletta elementare che la farmacia per i bambini sta andando veramente bene. Questo grazie a voi come al solito, perché siete gli unici che ci sono nel pezzo e che capiscono l'importanza del dono per chi non ce la fa. Ma volevo anche evidenziare quello che ho letto questa mattina, che non ci sono più soldi nelle RSA, perciò le rette verranno pagate a pieno da quelle persone che sono residenti all'interno di queste RSA, e soprattutto le liste d'attesa sono bloccate. Ecco, questo è quello che si legge questa mattina. Io ieri ho chiuso, ieri sera, il banco solidale, come tutti i mercoledì, e vi dico la verità, se qualcuno è ottimista venga a confrontarsi con me. E allora io faccio vedere tutto quello che è successo ieri al banco, cosa ho visto, cosa ho sentito. Sono i nostri diversamente giovani, sono le nostre famiglie che lavorano, ripeto, e non ce la fanno arrivare a fine mese, perché gli stipendi sono troppo bassi e le pensioni anche. Molti con acciacchi, poveretti, e le liste d'attesa sono quello che sono, avete sentito anche le telefonate di ieri, ma soprattutto non hanno i soldi per curarsi. Detto questo, fate quello che volete, continuate a fare quello che volete senza pensare quello che fate. Allora, saluto Andrea Rizzo, Presidente Associazione per mio figlio, eventi, progetti di questa associazione importante che cerca anche loro di mettere questa goccia nell'oceano. Saluto anche l'Avvocato Marco Sitran, grazie Avvocato anche lei di essere qui, sentiremo l'Avvocato Sitran cosa ci racconterà. E saluto anche, a tutti. Buongiorno Avvocato Silvana Marzagalli, Presidente Associazione Tutela Salute Mentale. Grazie anche a lei di essere qui, perché ecco, forse sarà una voce in più da ascoltare e riflettere soprattutto su quello che sta accadendo. Allora, io partirei proprio dall'Avvocato Marco Sitran. Allora, Avvocato, com'è la situazione? Cosa vuole dire questa mattina? Quello, io so che lei non ha peli sulla lingua, quello che pensa dice, ma soprattutto la parte della sua verità. Poi ognuno a casa fa le proprie riflessioni. Prego, Avvocato. Noi possiamo parlare di molte cose, Veneto, Venezia, società contemporanea. È vero che il Veneto, secondo me, fa fatica a ritrovarsi, i giovani espatriano, molte case vengono abbandonate e quindi molti si trasferiscono all'estero e c'è sostanzialmente anche un'erosione del risparmio delle famiglie, perché io credo che siamo sulla soglia di un'era e di un momento davvero davvero molto difficili per il Veneto e per tutta l'Italia. Qui a Venezia stiamo in attesa ovviamente dei risultati delle regionali e sicuramente ci si sta preparando anche per le elezioni amministrative, per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco del Comune di Venezia, che avverrà la prossima primavera. Ecco, siamo tutti in attesa di valutare, insomma, gli eventi, l'esito elettorale delle regionali. Ovviamente c'è un silenzio elettorale fino alle elezioni e speriamo in un rinnovamento e soprattutto speriamo anche che il capoluogo Venezia possa, ecco, avere una rinascita importante anche per essere poi un faro per il mondo e soprattutto il vero capoluogo regionale per il Veneto. Grazie Avvocato. Allora andiamo adesso dalla nostra Silvana Marzagalli, Presidente Associazione Italiana Tutela Salute Mentale. Cos'è la tutela della salute mentale, Presidente? Cosa si fa? Ecco, è capita fino in fondo l'importanza veramente di sostenere queste famiglie che da sole non riescono a farcela, non c'è niente da fare, sono molto complessi i casi. Prego Presidente. Lei ha anticipato qual è il problema principale. La salute mentale fa notizia solo quando succede un fatto clamoroso,
allora si va a vedere, ma quella persona era nota ai servizi di salute mentale del territorio, così via. Questo è un aspetto che oltretutto aumenta quello che è lo stigma nei confronti dei pazienti psichiatrici, che di per sé non commettono maggiori reati, più reati della popolazione normale, però fanno notizia ogni qualvolta succede un fatto come quelli anche che abbiamo registrato negli ultimi giorni. Tutela della salute mentale significa tutelare il diritto alla salute, prima di tutto, delle persone che soffrono di un disturbo mentale. Lei ha parlato delle famiglie che devono essere sostenute, certamente questo è un aspetto, ma io sposterei proprio sulla cura e sul diritto alla cura, sul diritto alla salute, che nel momento in cui non ci sono risorse in termini sia di finanze cioè, sia economici che di operatori, non può essere assicurato. Quindi un diritto costituzionale che non è garantito, e questo è uno degli aspetti che nel Veneto è maggiormente uno dei problemi che nel Veneto è più acuto che in altre regioni, perché si parla e si è sempre parlato di eccellenza nella sanità veneta, ma questa eccellenza è in settori che sono, come dire, più appariscenti, no? Mi riferisco, che ne so, all'oncologia, ai trapianti, e invece per quelle che sono patologie di per sé croniche non è tutt'altro eccellenza. Molto chiaro, grazie Presidente. Adesso andiamo, sì, poi continueremo naturalmente da Andrea Rizzo, Presidente Associazione per mio figlio, invece questa associazione che cerca veramente di dare nel concreto, organizzando eventi, ma proprio per aiutare, ecco, questi bambini, questi ragazzi e anche le famiglie. Prego, certo, Presidente Rizzo. Buongiorno a tutti di nuovo. La nostra associazione nasce oltre 25 anni fa, tra l'altro inizialmente come consorzio di imprese che si coalizzano, fanno questo consorzio per raccogliere fondi da devolvere ai reparti materno-infantili dell'ospedale di Treviso, dove il comitato scientifico, che è composto dai primari dei reparti stessi, adesso c'è la presidenza del primario della pediatria dell'ospedale di Treviso, dottor Martellossi, che ringrazio e saluto, decidono poi dove andare a investire tecnicamente e praticamente questi soldini che noi raccogliamo. Poi siamo trasformati in onlus, e fra poco ci trasformeremo nell'ente del terzo settore, perché qui le normative cambiano di anno in anno e quindi bisogna sempre trovare la soluzione migliore nel fare sempre quello, cioè stimolare la voglia del donare, stimolare il fatto che unirsi aiuta lo schema del pubblico a dare un servizio sempre migliore dal punto di vista del servizio in questo caso ai bambini. Bambini che per la pediatria, ricordiamo, va da 0 a 18 anni ormai, perché il reparto di pediatria prende in carico non solo bambini piccoli come magari possiamo pensare, ma di fatto porta il servizio fino quasi alla maggiore età. Io porto un esempio, in questo caso per fortuna, di eccellenza, nel senso che la pediatria dell'ospedale di Treviso fortunatamente e grazie alle donazioni dei trevigiani, attraverso anche la nostra associazione, perché noi non siamo l'unica associazione tra l'altro che interviene presso la pediatria dell'ospedale di Treviso e anche altre pediatrie della provincia, ha dei fattori di eccellenza che sono incredibili. Io racconto i nostri, quelli che siamo riusciti a fare in questi anni brevemente all'interno dell'ospedale di Treviso. 25 anni fa abbiamo realizzato l'Oasi, che tutti quanti vediamo da tanti anni, che è il giardino pensile dove bambini e famiglie possono uscire a prendere una boccata d'aria sempre collegata al reparto. Ci sono le sale dove i bambini possono giocare, possono aprire un libro, possono disegnare, possono fare scuola, perché ci sono certi bambini che devono rimanere in pediatria per periodi anche abbastanza lunghi, quindi hanno il loro professore, hanno la loro maestra, che li riporta alla normalità, perché il nostro obiettivo è umanizzare i reparti della pediatria, fare in modo che quel periodo in cui il bambino sta lì all'interno non sia un periodo ospedalizzato, ospedaliero, lo è già abbastanza, ma che venga il più possibile riportato alla normalità. Tant'è che a fine luglio di quest'anno è stato inaugurato un cinema
di 30 Sì, posti abbiamo fatto anche il servizio all'interno noi. della pediatria. È una cosa bellissima, dove viene fatta una programmazione per età, in modo tale che tutti i ragazzini, in base alla loro età e le loro famiglie, possono passare un paio d'ore spensierate a vedere i loro eroi, i cartoni animati o altri temi. E abbiamo recentemente inaugurato, sempre a luglio di quest'anno, invece, la stanza dei sogni, cosiddetta, che è praticamente una stanza adibita alla sedazione, al trattamento del dolore dei bambini, che fino a prima dell'inaugurazione veniva gestita attraverso le sale operatorie, perché il trattamento di un dolore importante deve essere gestito anche attraverso apparecchiature come respiratori, come tecnologie per il cuore, quindi il monitoraggio cardiaco, lampade particolari per la visibilità. È stata fatta una stanza specifica per il trattamento del dolore, così che, primo, la stanza è umanizzata, decorata con immagini di cartoni, di luci, dell'universo, delle stelle, dei razzi, dove il bambino si deve addormentare. In quella stanza lì c'è anche un video sul soffitto, perché quando il bambino arriva con la lettiga, dall'altro comincia già a vedere delle immagini di cartoni che tendono un po' a portare la sua attenzione non tanto sul dolore quanto sul fatto di qualcos'altro. E questa stanza quindi permette di far entrare anche i genitori, per esempio, perché in sala operatoria i genitori non possono entrare, il bambino entrerebbe da solo con i medici e i sanitari, che tra l'altro ringraziamo per le attività che ogni giorno fanno per tutti noi, e tra l'altro libera la sala operatoria. E fin qua ci siamo e va tutto bene, anzi direi benissimo. Il problema è quando questo bambino ritorna a casa. Là è il grande problema. Tutto bello su tutti i reparti, non solo in pediatria, ma io penso che anche dalle telefonate, qui abbiamo Rinaldo da Venezia che è una testimonianza, che ha ringraziato medici, infermieri, perché è andato a fare un tagliando appena dimesso, ha detto sono stato coccolato in tutti i sensi. Il problema è quando questi bambini poi tornano a casa, che non ci sono tutti questi colori, questa meraviglia, c'è la desolazione completa, non in tutti i casi, ma io parlo dei casi quelli più difficili, che io seguo e che io cerco di aiutare come fa lei, Rizzo. Il problema è che non si può fare perché gli aiuti sono veramente scarsi, per non dire scarsissimi. Rinaldo, vai! Rinaldo? Grazie ai tuoi ospiti per quello che fanno per la gente che ha bisogno, innanzitutto. E dopo, Mirella, mi voleva sapere che mi dicesse, il governo mi dice che va tutto bene, che è tutto a posto, tutto perfetto. Questa trasmissione ti ne fa vedere la verità che non c'è a posto niente, perché se i poteri ha bisogno della carità per curarli a casa, qui a me, dovrebbe essere una priorità ancora del mio che sorreccio, perché ha un avvenire, una vita davanti. Da aiutarli senza neanche avere bocca, Mirella. Di cosa si può dire parlare? Va tutto bene e la tua trasmissione è falsa. Va bene, mi sono tante robe che ho tanti anni, va dando le tue trasmissioni, vuoi imparare tante robe, va bene. E cosa vuol dire? Che la verità mi ha sempre sconta. E dopo cosa ha avuto che ti dica? Guarda, ti dico una roba sola, come chiediamo. In Veneto, invece 2070 accese a Padova, Treviso, insomma Vicenza, 2700 accese. Tutti va a messa, nessuno si ricorda della guerra, cosa chi ha fatto nella guerra, quanti morti che ne sta fatti, quante brutalità che ne sta fatte, chi è che le ha fatte? Pensate che ora, prima di andare a votare, non si deve far incantare, dica chi le conta la storia giusta, Mirella, perché non c'è tutto oro quello che brilla, mi sono anche a me, adesso ho bisogno, me ne mangio, per l'amor di Dio, però adesso che pratico gli ospedali, mi viene da piangere quando guardo gli ospedali, avete tanta sofferenza, buttare via, sabato e domenica non c'è nessuno, delle soliti infermieri, gli passa un prete ogni tanto e ti dà la buona parola, quello che ti vuole. Ma non ci ricordiamo più di cosa che ha fatto questi anziani. Questi anziani l'ha fatto il futuro dei giovani, è il futuro. Dobbiamo creare gli anziani, chi più, chi meno, ma che seguito tutti. Poi dopo non avevamo niente.
Grazie Renato, grazie, sei stato chiarissimo, Ciao, veramente Renato, grazie, un e abbraccio complimenti e a tutti. rimettiti in pista bene, mi raccomando, il tagliando ha funzionato, ti sento bello, pimpante, perciò mi fa piacere. Avvocato, quello che volevo invece chiedere a lei, ecco, la realtà che non viene detta anche per quanto riguarda la giustizia, adesso su questo referendum che veramente io anche ieri ho cercato di capire, ecco, perché sono persone che arrivano, che andranno a votare, chi vorrà naturalmente il referendum, le posso assicurare, non sono barboni che vengono al Banco Solidale, sono famiglie, lavoratori, sono persone per bene che non ce la fanno a vivere e nessuno capisce niente. E si spendono tanti soldi per questo referendum che noi, mi sembra, quando andiamo a votare deleghiamo le persone per risolvere anche questi problemi che noi non riusciamo a capire, cioè sarebbero degli addetti ai lavori, e noi vediamo che anche questi addetti ai lavori stanno litigando tra di loro, perché c'è chi è a favore del sì, chi è a favore del no, e noi a casa dobbiamo capire una cosa così complessa che poi non ci riguarda. Oltretutto, io ho avuto tanti avvocati ospiti, ho detto ai cittadini non porterà assolutamente niente. Ecco, dal suo osservatorio cosa vede, avvocato Sitrao? Ma vedo che questa riforma costituzionale, che necessita dell'avallo popolare con un referendum confermativo senza quorum, è in qualche modo l'approdo ad una riforma del 1989, la cosiddetta legge Vassalli, che permetteva il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio, ovvero la parità tra accusa e difesa con un giudice equidistante che poi valuta il caso penale. La separazione delle carriere tra pubblico ministero e magistrato giudicante quindi non è una novità, è solo un completamento, però dobbiamo fare attenzione perché questa riforma sicuramente non cambia e non migliora la situazione tragica della nostra giustizia in termini di lunghezza dei processi e soprattutto anche di mentalità, perché a mio avviso uno degli aspetti più importanti, al di là di quello che sta succedendo, è che a mio avviso i giudici dovrebbero, prima di diventare magistrati, dovrebbero fare una pratica forense, dovrebbero esercitare l'attività forense perché attraverso questa pratica della difesa dei diritti, secondo me il giudice dopo ha una sensibilità diversa rispetto a quella attuale dal mio punto di vista, come in America. Detto ciò, la separazione delle carriere inizia anzitutto con la separazione degli edifici, perché se il giudice magistrato e il pubblico ministero convivono e lavorano nello stesso edificio, è più facile che ci siano ovviamente delle attività di collegamento, e quindi questo potrebbe in qualche modo anche ledere un po' l'equidistanza del magistrato rispetto a accusa e difesa che dovrebbero essere posti sullo stesso piano. È chiaro che la battaglia sulla separazione delle carriere viene anche da Berlusconi e da tutte le battaglie che il centrodestra ha fatto in questi anni, l'estrazione a sorte dei consiglieri. Ci saranno 2 consigli superiori della magistratura, uno dedicato alla magistratura inquirente, al pubblico ministero, e uno ai giudicanti. Sostanzialmente, dal mio punto di vista, non c'è in questo momento alcun pericolo di subordinare il pubblico ministero al potere esecutivo. L'articolo 104 della Costituzione garantisce la equidistanza e l'imparzialità e l'indipendenza della magistratura e quindi non viene toccato, anche se è vero che in molti stati, compresa anche la Romania e altri stati dell'Unione Europea, il pubblico ministero è subordinato al Ministero di Grazia e Giustizia. Dal mio punto di vista questa riforma potrebbe avere dei benefici sulla difesa e quindi sui diritti anche degli imputati, perché ovviamente ci sarebbe davvero una separazione che però, ripeto, non deve essere solo ordinamentale, ma deve essere comunque anche lei è per il sì allora, avvocato? Come? Lei è per il sì allora?
Ma io sono per il sì, ma ritengo che ciò... Ma il non esiste, avvocato? No, sì, il ni non esiste. Avvocato, devo andare avanti, comunque è stato chiaro, la ringrazio perché sono pillole di informazioni importanti dopo a casa, per quello che riuscite a capire, perché è complessa la cosa, cioè è inutile che ce la giriamo, non era una cosa che dovevamo risolvere noi, ecco, però è nella legge, per carità, però non è detto che sia corretto quello che ci vogliono far fare, visto che non siamo in grado. Noi andiamo a votare, ho detto anche ieri, per le trivelle, per la separazione delle carriere, su quello che ci interessa, sul fine vita, sulla caccia, sulle cose veramente che ci riguardano, questo ce lo tolgono. No, va detto, perché è anche vero, e voi svegliatevi, ecco, svegliatevi a casa, perché sarebbe ora che vi svegliate, ecco, perché veramente non siamo il parco buoi quando vogliono. Allora, Silvana Marzagalli, Presidente, cosa ne pensa lei? Questo, guardi, anche ieri è stata veramente un problema per me, perché io ho un carattere un po' particolare, ecco, io sono un po' rivoluzionario, non c'è niente a fare, sono fatta così, lo dico, sono per gli ultimi, non sono per i primi, ecco, io cerco di aiutare gli ultimi e non me ne frego niente di quello che dicono, ecco, perché hanno bisogno di aiuto. Quello che però vedo, Presidente, e mi fa molta paura, che abbiamo tante persone libere, ecco, che non sono in grado di gestirsi, perché appunto la salute mentale vacilla molto. Abbiamo visto anche il caso qui a San Donà di questa persona che ha cercato di aggredire la sindaca, di tutto e di più, la giornalista, girano tranquillamente per le nostre strade e diventano un pericolo numero uno, non c'è niente da fare, abbiamo visto gli accoltellamenti. Ma le strutture, a parte le strutture, e i professionisti dove sono? Chi è che deve curare queste persone? Secondo lei, Presidente Marzagalli, cosa si dovrebbe fare? Ecco, perché ci sono anche dei farmaci da prendere, bisogna controllare queste persone, le famiglie non sono in grado. Guardi, io ho due persone diversamente giovani che cerco anche di monitorare il più possibile. Io sono terrorizzata quando li vedo arrivare, perché ho sempre paura che mi raccontino che c'è qualcosa che non va, ma soprattutto i servizi sociali che non funzionano, non c'è niente da fare, non funzionano perché non hanno i mezzi, non hanno i soldi, non sanno neanche loro a chi rivolgersi, perché poi alla fine il cerino passa al sindaco, perché è il sindaco responsabile della salute dei cittadini. Ma quale salute? Che tipo di salute? E che messaggi stanno passando ai giovani tra la droga, l'alcol, ecco, questa fragilità che magari nasce anche uno con una fragilità e deve essere curato. Prego, Presidente. Dunque, lei ha messo tante cose, come al solito, Presidente, tante questioni, no, sul tappeto. Allora, cominciamo col dire, e insisto, l'ho detto anche prima, che non esiste il problema della, come dire, della pericolosità delle persone con disturbo psichiatrico, cioè non commettono, ma proprio statisticamente, non commettono più crimini contro le persone rispetto alla popolazione generale. Quindi quella sensazione, quello di cui lei ha parlato, cioè gente che gira per la strada pericolosa, libera, che costituisce un pericolo per le persone, mi dispiace, ma non è così, non è così. Esistono, cioè, come dire, è vero invece che le persone che hanno un problema di salute mentale non sono curate come dovrebbero. Ma la cura non è la segregazione in strutture, non è il ritorno alla logica manicomiale della segregazione e dell'allontanamento dalla società, è tutto il contrario, è l'inclusione, è disporre, è innanzitutto la prevenzione. Lei stessa ha terminato il suo intervento dicendo che esiste il problema dei giovani, esiste il problema del consumo di sostanze, ecco. Perché la salute mentale è innanzitutto una questione sociale, sia, come dire, negli effetti che nell'origine. Quindi la prevenzione innanzitutto, il monitoraggio, la possibilità di
veramente fare prevenzione. E qui parlo della neuropsichiatria infantile, che se la psichiatria è la Cenerentola, la neuropsichiatria ancora di più. Si parlava del bambino poco fa, ma se il bambino ha un problema di natura psichiatrica, anche qui è veramente un problema trovare chi lo cura a livello di specialisti e così via. Noi sappiamo che in Veneto gli operatori sono di ottimo livello, ma sono pochi, non hanno strumenti, non hanno come dire, proprio le risorse per operare al meglio. Lei parlava delle famiglie. Noi diciamo e da sempre che non è possibile la convivenza di persone adulte con la permanenza in famiglia oltre una certa età. Quello che succede per le persone, tra virgolette, normali. A un certo punto è necessario affrancarsi dalla famiglia d'origine. I genitori invecchiano, le persone hanno delle esigenze, dei bisogni che sono sempre diversi e maggiori. Non è possibile che, ad esempio, si parlava del problema della casa. Il problema della casa per le persone con disturbo psichiatrico è il triplo, il quadro, prima di tutto perché non hanno le risorse economiche, poi perché case non ce n'è neanche perché i soldi li hanno. Io abito a Venezia e quindi so bene di che cosa parlo. Se guardiamo le case under e il patrimonio edilizio che è in rovina, che non è mai stato, come dire, rivalutato, risanato e quindi ridato alle persone che ne hanno bisogno, immaginiamo quanto acuto sia il problema delle famiglie. Questo è, io non so cos'altro dire, ma noi constatiamo che ormai dopo anni di scarso o nullo investimento in salute mentale, il discorso sia effettivamente gravissimo. Ecco. Presidente, però l'ha detto lei, Presidente, mi scusi, ma l'ha detto lei, ha detto una cosa, Presidente mi sente? Ha detto una cosa, è tra le righe che io ho sottolineato, che ci sono dei bravi professionisti ma non hanno gli strumenti e le strutture per cercare di fare il lavoro che dovrebbero fare. E allora, mi scusi Presidente, allora queste persone, io non è la prima, Presidente mi lasci finire, poi le do la parola per cortesia, se no ci parliamo sopra e non si capisce niente. Allora, quello che io volevo dire, siccome non ho solo lei, ho anche altre persone che si occupano di salute mentale, ad esempio Maria Luana Calabrese, che proprio a Valdobbiadene nella scorsa settimana con i propri soldi ha acquistato una casa e dove ci sono queste persone, ci saranno queste persone, ma che saranno seguite, come ha detto lei, 24 ore su 24, perché queste persone che non vengono, che non ci sono perché i manicomi fortunatamente non ci sono più e dico grazie a Basaglia, però poi devono essere accompagnate, non possono essere lasciate sole. Ecco, questo dice Maria Luana Calabrese, che come lei segue le persone con salute mentale mettendoci anche economicamente, ecco, veramente dei soldi molto importanti, perché le strutture non ci sono, perciò lei ne ha creata una. Ma allora se non ci sono queste persone, come abbiamo visto, ripeto, casi di accoltellamento di persone che non sono in sé, cioè ne basta che ne troviamo uno, Presidente, non è che dobbiamo trovarne 100 di persone per avere questo problema, è come quelli che corrono in macchina, non è che ne dobbiamo trovare chissà, ne basta ne troviamo uno e abbiamo finito la nostra vita. Il problema è che non abbiamo né soldi e né strutture per dare ai professionisti e per assumere persone. Rizzo, ecco, a livello veramente di fragilità, perché qui si parla di fragilità alla fine, perché anche queste creature magari vivono con genitori che dovrebbero essere più curati i genitori che i bambini certe volte. E com'è la situazione? Come vede lei la fragilità? Lei che l'ha toccata con mano, che la tocca con mano quotidianamente, di persone che non possono difendersi da sole, questa è la verità. Prego. Io più che la fragilità che si vede, nel senso che chi più chi meno la vede, la sente, la legge, o anche attraverso le vostre trasmissioni se ne fa, diciamo, una cultura, perché magari poi nella routine generale
ognuno di noi la può seguire più o meno. Noi con l'associazione sicuramente abbiamo un osservatorio che in certi casi, nel mondo appunto dei bambini e in quello tipo di facilità sicuramente privilegiato. Io vorrei dare, se posso, nel mio piccolo, una visione di poter fare un minimo di passi in avanti, no? Perché abbiamo il problema, e su questo siamo tutti quanti d'accordo, chi il problema lo conosce meglio, chi il problema lo conosce peggio, però mi piace molto l'intervento che abbiamo appena fatto legato a questa persona che ha messo del suo, ha comprato una casa, questo è il problema, questa è la soluzione. In un certo senso noi non abbiamo comprato una casa, ma abbiamo fatto un'associazione in cui ognuno può mettere un soldino per cercare di fare quello che ci viene chiesto. C'è un problema, cerchiamo di risolverlo. Io in questo senso dico in maniera anche forte che ormai lo vediamo, lo Stato, tra virgolette, c'è, non c'è, boh. Noi abbiamo una gran fiducia che arriveranno le elezioni, vince uno, vince l'altro, vince quest'altro. Alla fine sempre quello è, secondo me, dal mio punto di vista, quindi per par condicio dico che qualsiasi persona vinca, cercherà di fare dal canto suo il meglio possibile, ma non potrà mai, secondo me, venire incontro a quello che noi stiamo dicendo adesso, fondamentalmente. È un problema sociale, noi diciamo è un problema sociale, bene, ma tante volte lo affianchiamo di un problema dello Stato. Un problema sociale è un problema dello Stato, no, un problema sociale è un problema della società, la società siamo noi. E quindi la società deve cominciare, come in parte abbiamo fatto nel nostro piccolo, e come vedo tantissime altre associazioni, perché ho visto un'associazione recentemente, anzi un paio d'anni che ci sentiamo, ci parliamo, delle famiglie che hanno magari dei ragazzi down, che li inseriscono nel mondo del lavoro, hanno fatto la loro associazione, ci mettono del loro e cercano anche di trovare gente, aziende, famiglie, donatori fuori dalla loro cerchia che permettono di finanziare un progetto legato ai loro figli, anche loro. Per mio figlio nasce per questo il nome, perché noi vogliamo il massimo possibile per nostro figlio, perché prima o poi purtroppo avremo bisogno, ma vorremmo che tutti quanti fossero trattati come i nostri figli. Stessa cosa, abbiamo un problema, abbiamo la gestione di un disabile, abbiamo un problema, la gestione di qualcuno che ha delle problematiche di diversa natura, deve nascere, e magari ci sarà anche, un'associazione che affianca probabilmente il pubblico, cercando di intervenire rapidamente, perché le associazioni hanno il lato positivo che chiedendo al territorio, un territorio dall'infinita generosità, perché questo territorio è un territorio infinito dal punto di vista della generosità, dal punto di vista di 2 soldini che ti possono dare, dal punto di vista anche delle aziende che ti possono dare. Mi serve una sveglia, ti danno la sveglia domani mattina, ma anche gratuitamente se è per il bene del territorio. Quindi c'è la generosità, ci vuole anche qualcuno che si prenda in carico il progetto nel portarlo e svilupparlo. Perché purtroppo chiedere che qualcuno lo faccia, possiamo chiedere per tanti anni, ma nessuno poi lo farà. Vede, Presidente Rizzo, il problema è che noi abbiamo questa possibilità e lo abbiamo grazie al mondo del volontariato. Esatto. Perché ogni associazione si occupa di qualcosa. Il problema è che siamo divisi, non ci conosciamo, perché io ho associazioni che invitano, non sappiamo neppure che esistano, eppure sono nel territorio. Ecco, soprattutto la problematica che abbiamo è che i servizi sociali non ci chiamano. Ci chiamano pochissimo, perciò io non devo far parte del cerchio magico politico per riuscire ad arrivare al tavolo e vedere se la persona ha bisogno del mio aiuto, perché se non mi dà il nome e cognome io non posso arrivare ad aiutare la persona. Per fortuna che qualcuno chiama Sveglia Veneti, ma io qualcuno credo che questa piattaforma tanti, vostra abbia più visibilità dei centri sociali. Però non deve essere, capisce, la Mirella che chiama il sindaco per aiutare la persona che ha chiamato, perché io chiamo i sindaci, non è che vado a chiamare gli assessori o i servizi, chiamo loro e dico guarda che ha chiamato questa persona, verifica com'è la situazione e più di qualche volta, devo dire la verità, il sindaco dice non è possibile, Mirella guarda ti passo la telefonata, siccome era stato in trasmissione ha detto che nel suo paese va tutto bene, allora ho detto allora chiama questa persona, perché non ha avuto il coraggio di dirglielo, perché si vergognava. Ecco, invece il mondo del volontariato dovrebbe fare questo, perché abbiamo dei professionisti che possono seguire questi casi. Il problema è che se non ci chiamano e noi non conosciamo, anche
il casi problema... hanno bisogno di essere... ho capito, però... se poi chi ha bisogno non si esplicita, effettivamente è difficile andare casa per casa per chiedere ma se se c'è farebbero bisogno. un censimento come l'ha fatto il Ho sindaco capito, di però, Ponzano Veneto... Se qualcuno ha bisogno è giusto che chiami la Mirella, che chiami il sindaco, che chiami tutti. No, perché alla fine è difficile non sono andare casa per casa. Io stimolo invece a dire a tutti quelli che hanno bisogno che non c'è nulla da vergognarsi. Aspetti che sentiamo, perché sennò il tempo corre. Avvocato Sitran, cosa dice? Cos'è la sicurezza? La sicurezza in generale? Io dico che è scontato che la politica deve coordinare e mettere in rete il mondo delle associazioni. Cioè, non è che possiamo partire da un volontariato staccato e lasciato, diciamo, fare da una politica assente. No, bisogna partire da tante cose e soprattutto l'intervento del legislatore e della politica. Io mi rifaccio anche ai casi degli asili nido, che spesso e volentieri sono gestiti da cooperative e le maestre vengono sottopagate 1.000-1.200 euro, lavori usuranti e fondamentali che spetterebbero anche alle famiglie che invece parcheggiano i propri figli fino alle 5-6 della sera, perché è vero che devono lavorare, ma deve essere un po' riformata la società, e la politica su questo deve avere la parola, perché ci vuole nuova educazione, ci vogliono soldi per i servizi sociali, per l'educazione, investire nelle strutture, dalle RSA agli asili o viceversa, e nell'educazione. Quindi spetta alla politica il ruolo guida. È vero che il Veneto è una regione molto generosa e su questo non si discute, ma se non si valorizzano queste eccellenze attraverso una politica di rete, io credo che molto viene vanificato, molto lavoro viene vanificato, e quindi credo che la politica debba avere un ruolo fondamentale, e su questo devo dire che c'è molto da lavorare. Ah, ma molto avvocato. Se dico ieri cosa ho dovuto fare al Banco Solidale, ecco, per fare l'iscrizione al Banco Alimentare, ecco, con questi portali impossibili, ecco, noi facciamo volontariato e dobbiamo, lo dico tutte le mattine, girare col commercialista, l'avvocato, e pagare per fare i volontari, capisce bene che siamo molto lontani. E abbiamo anche però dei record negativi in Veneto. La provincia di Treviso è la prima in Italia per denunce di baby gang, c'è ancora una cultura che andrebbe in qualche modo cambiata, fatta di a volte analfabetismo funzionale, egoismo. Esatto. Avvocato, devo andare in pubblicità assolutamente, perché ho forato come tutte le mattine. Poi ci riprendiamo avvocato Sitran, pubblicità. Allora, continuiamo anche a parlare, perché è un tema molto importante, molto delicato. Avvocato Sitran, l'ho interrotta perché c'era la pubblicità, voleva finire il discorso, prego. No, io dico che ribadisco il concetto, spetta alla politica potenziare il sociale e coordinarsi con le tante realtà di volontariato che sono presenti nel Veneto, anche se, ribadisco, il Veneto ha qualche record negativo in termini di educazione e di buone pratiche. Ma abbiamo anche record positivo di associazioni di volontariato, avvocato, certo, va anche detto, perché è giusto, ribadito, evidenziato, ma soprattutto anche perché la politica forse dovrebbe accorgersi di questo e non servirsene, non strumentalizzare il volontariato e poi farlo girare con una burocrazia che ci soffoca. Guardate che dal primo posto che eravamo, lo dico però anche qua in Veneto, siamo al 19° posto, perché tante associazioni di volontariato hanno chiuso, non ce l'hanno fatta a sopravvivere, perciò va detto, no, perché qualcuno si dimentica di dirlo, allora che continui, però quando serve noi dobbiamo esserci sempre presenti. Ecco, forse li abbiamo un po' viziati, avvocato, a mio avviso, li abbiamo un po' viziati, forse dovremmo viziarli un po' meno per rendersi conto. Io sono d'accordo e l'ho già ribadito in molte occasioni con lei, Mirella, che
dovrebbe esserci un cambio anche insomma, di mentalità e di politica in questa certo. meravigliosa Vediamo cosa succederà, mai dire mai nella vita, anche poi sarete voi a decidere, poi non venite a lamentarvi della Mirella, però state attenti, perché bisogna anche dirlo, state attenti che dopo non venite a piangere sul latte versato. Andiamo a vedere invece queste immagini di Silvana Marzagalli, domande ai candidati. Vediamo le immagini e poi sentiamo cosa dice la Presidente Marzagalli. Vediamo se va in onda. No, non va in onda, non vedo. Allora, sentiamo intanto la Presidente dopo questi commenti che ha sentito, in attesa che mandino queste immagini. Prego Presidente, come vuole aggiungere, perché ormai siamo quasi in chiusura. Allora, ecco sì, prima di tutto lei ha citato Luana Calabrese. Luana Calabrese è una socia dell'AISAM, è la Presidente dell'AISAM di Castelfranco e di Montebelluna, eccetera, quindi appartiene alla mia stessa associazione, all'associazione che io presiedo, e la questione non sta nei termini che lei ha detto, non è che ha comprato con i suoi soldi la casa, eccetera, è tutta un'altra cosa, però volevo dirle che noi... No, guardi che è stata qua in trasmissione, ha detto questo, Presidente, mi scusi, ma... del volontariato, cioè il volontariato non si sostituisce a quelle che sono a quelli che sono i servizi che lo Stato, la Regione deve assicurare, ma è appunto ha un compito di affiancare, e noi come collaboriamo strettamente con i servizi di salute mentale, abbiamo delle iniziative che sono tese a quella che è la nostra mission, che è quella di contrasto allo stigma in tutte le sue forme. Io oggi di stigma ne ho parlato, perché nel momento in cui si continua a sostenere la pericolosità delle persone che soffrono di disturbo psichiatrico come fossero, come dire, dei delinquenti, no? Delle persone che costituiscono un pericolo, e io ho continuato a ripetere che questo non è vero, perché statisticamente non è così. L'avvocato ha parlato di baby gang nella zona di Treviso, e sappiamo tutti che questo sì è un pericolo, così come in altre zone d'Italia, in altre città, in tutte le territori, soprattutto se metropolitano. Ecco, lei ha detto che faceva comparire le mie... sto cercando di farlo, ma non dipende da me, dalla regia, Presidente. Non sono io che devo farle comparire, ma comunque, se la regia non riesce... Ovviamente è fondamentale, perché sono i decisori politici a mettere le risorse, certamente non il volontariato. Noi abbiamo un compito che è quello di appunto affiancare, e noi lo facciamo. Qui a Venezia, ad esempio, io sto parlando dal centro che è aperto 5 giorni alla settimana. Abbiamo anche addirittura un servizio di un progetto cucina, per cui come dire, mangiamo e cuciniamo insieme alle persone che ci vengono mandate dal centro di salute mentale e da altre strutture del territorio. Siamo in rete con tutte le altre associazioni del comune di Venezia, e quindi tutto quello che lei citava c'è già. Certamente, però, ripeto, lo possiamo supplire a quelli che sono le carenze. Grazie Presidente, molto chiara, la ringrazio, anche se devo rispondere che Maria Luana Calabrese era qui, ha detto che ha investito questi soldi, ecco, che ha comprato questa casa, poi vedetela voi, io dico quello che è, perché è giusto dire, ecco, siccome non c'è il contraddittorio lo devo farlo io, Presidente. Grazie Presidente, abbiamo sentito chiaramente come la pensa, cosa sta facendo. Allora Presidente Rizzo, invece, cosa dice lei, come andrà prossimamente nel territorio? Prego. Il territorio ha lati positivi e lati negativi, ha criticità, ma anche tante opportunità. Avere la sfera di cristallo non è facile. È indubbio che il prossimo anno sarà per il territorio dal punto di vista economico un anno probabilmente più pesante che quest'anno,
perché è una questione di numeri. Il PNRR ha dato liquidità al sistema Italia in maniera importante, il PNRR sta per finire e quindi finisce anche la liquidità. A Regione sono finiti i soldi, il PNR sono finiti i soldi, Ecco, e per l'RSA perciò andiamo veramente bene, grazie Rizzo che l'ha ricordato. Speriamo bene. Speriamo bene. Avvocato Sitran, sono in chiusura perché sono proprio in chiusura, come ci saluta, cosa vuole dire? Beh, io spero e mi auguro che la politica smetta di baruffare in questo modo, cioè gli schieramenti centrodestra e centrosinistra la smettano di fare battaglie, scegliere associazioni amiche piuttosto che la meritocrazia, ma che si lavori davvero tutti insieme per una politica sociale importante, soprattutto per questo Veneto che, ribadisco, ha un grande cuore, ma dovrebbe investire di più e coordinarsi con tutte le associazioni. Non ci lasciano, avvocato, non ci lasciano. Guardi, è venuto un rappresentante anche regionale, quando gli ho detto che trovo assurdo che un'associazione... non c'è la volontà di fare del bene, ma interessa solo il potere. Sì, avvocato, ma capisce che loro guardano i numeri. Se l'associazione ha 10 soci fa parte del tavolo, se l'associazione ne ha 6, magari è più brava di quelle di 10, viene tagliata fuori. Scegliamoci dei rappresentanti politici più sensibili che facciano il bene collettivo e non pensino grazie avvocato, grazie ai miei ospiti, devo andare in pubblicità, grazie. Venezia è pronta a rinnovare anche quest'anno la propria devozione filiale alla Madonna della Salute, a cui la città continua ad affidarsi anche a distanza di secoli, nei momenti felici e in quelli difficili. Festa di fede ma anche cittadina della tradizione. È stato inaugurato, alla presenza del sindaco Brugnaro, il ponte galleggiante di 80 metri che rimarrà allestito fino a domenica 23 novembre e consentirà così il passaggio a piedi diretto da Santa Maria del Giglio alla riva di San Gregorio e quindi alla Basilica della Salute. A benedire il Taglio del Nastro, Monsignor Fabrizio Favaro, vicario episcopale e rettore della Basilica, delegato dal Patriarca Francesco, impegnato all'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani della CEI, patriarca che rientrerà in anticipo in città per guidare il pellegrinaggio della vigilia con 1 migliaio di giovani. Anche tutti i veneziani di terraferma sono affezionati a questa festa. Io non manco mai perché è una tradizione di famiglia, ci venivano i miei bisnonni, ci venivano i miei nonni, ci venivano i miei genitori, ci vengo anch'io. È una festa di speranza e è una festa importante anche per quanto riguarda il concetto di pace. È una festa dei veneziani, una festa di Venezia, una festa importante e noi condividiamo questo momento come Guardia Costiera perché le tradizioni e soprattutto quelle religiose sono un punto di riferimento per tutti noi. Al Taglio del Nastro tante autorità cittadine, civili e militari, tra queste il prefetto Perlos, il questore Bonaccorso, il comandante generale della polizia locale Agostini e l'ammiraglio Marini, con il ministro della cultura Giuli, i parlamentari veneziani Semenzato e Speranzon. Non ci sono comuni all'interno del nostro meraviglioso Veneto che non contemplino la presenza di una Chiesa della Salute a ricordo di ciò che successe in particolare in questa città con 47.000 persone che morirono e che oggi invece drammaticamente rappresentano in termini numerici la quasi totalità dei residenti. Mi sembra di aver visto anche il ministro Giuli, come è stato detto, oltre all'onorevole Speranzon. Mi sa che il ministro si è fatto un giretto sul ponte di Speranza col caso con la grana che ha di Venezia, questa direttrice molto contestata. Mi sa che più per la finice col ponte, ma sperava forse o spera che il ponte porti fortuna. Speriamo per il ministro Giuli che si chiariscano le idee, che capiremo finalmente cosa sta succedendo. Allora ringrazio e saluto Alessandro
Alessandra Fagion, la nostra mamma che conosciamo della piccola Giada, ma non solo, di un'altra ragazza meravigliosa che ringrazio e saluto. Saluto anche Renato Frigo, già presidente CAI Veneto, Club Alpino Italiano. Grazie Frigo di essere qui con noi. Allora Giada, ecco, qui c'è stato prima un qui pro quo con questo problema delle associazioni che non riescono a interloquire tra di loro, ecco, dove veramente si è parlato di salute mentale, di problemi che ci sono nelle famiglie a gestire questo tema così delicato, così complesso. Le famiglie, specialmente se hanno anche genitori diversamente giovani, non ce la fanno a gestire la situazione, non ci sono strutture, non ci sono persone, ecco, che per supportare questi disagi, però bisogna anche capire che non si può dire che non dobbiamo temere di incontrare queste persone, perché abbiamo visto cosa è successo, ecco, in questi periodi, e dobbiamo avere le antenne alte, altro che non avere le antenne alte che non fanno del male. Poi abbiamo visto cosa vuol dire invece se ne incontri qualcuno che non è tutelato, che non è accompagnato. Cosa vuol dire, soprattutto per te Alessandra Fagion, che sai di cosa parlo, di sentirsi soli, abbandonati nel momento che diagnosticano questa malattia rara a tua figlia, a tuo figlio, che non sai, che non conosci, che non sai a chi rivolgerti, perché poi è sempre là la situazione, il supporto alla famiglia. Prego Alessandra. Allora, non è stato facile, perché comunque vedere che da parte del sistema non hai neanche una diagnosi è difficile da accettare questa cosa. Io personalmente sono stata molto fortunata per la mia famiglia, avendo la famiglia molto vicino, e mi hanno sempre sostenuta. E sicuramente anche il carattere di voler andare a fondo di questa malattia. E per me è stato indispensabile trovare l'associazione Malattie Rare di Mauro Baschirotto, perché venire a sapere che comunque esiste questa malattia da sempre e che ci saranno sempre qualcuno che nasce con questa malattia, e non è mai stato fatto partire neanche un progetto di ricerca. È lì che ti senti un po' abbandonato, perché vedi che sono quei casi rari e quindi devono arrangiarsi loro stessi. E io penso di essere stata comunque fortunata, quello sì, perché nel mio percorso ho sempre trovato qualcuno che ci potesse aiutare. E questo è molto bello. Allora guardiamo anche queste immagini che ha mandato Alessandra Fagion di questa creatura meravigliosa che è la piccola Giada, con un'energia, abbracciala tanto, guarda che non mi sono dimenticata di voi, ci mancherebbe, ma tu sai come sono presa, non con le bombe di più, ecco, di questo nervo melanocitico gigante, dove la piccola Giada ha già subito quante operazioni, Alessandra? Siamo arrivati a 15 interventi in 10 anni. Quanti anni ha adesso Giada? E non abbiamo finito. Quanti anni ha Giada? fatto 11 anni, 30 ottobre. 13 anni? 11. 15 anni, perciò vuol dire che avete capito da dove è iniziato questo percorso, questa bambina, questa creatura che continua a lottare, ha un'energia incredibile. Io dico sempre che questi bambini, ecco, qualcuno dovrebbe premiarli, altro che premiare certe persone che non hanno fatto niente nella vita, solo che hanno cognomi molto famosi. Ecco, dovremmo premiare queste creature, queste famiglie che cercano da sole di rimboccarsi le maniche, cercando anche di avere l'aiuto e sostegno da qualcun altro, che non è di sicuro la politica, ve lo posso assicurare questo, anzi associazioni che si occupano, tipo la Fondazione Mauro Baschirotto, che ha avuto proprio ospite l'altro giorno Alessandra, e abbiamo parlato anche di voi. Allora Frigo, noi andiamo dagli alpini, anche questa colletta alimentare fatta dagli alpini, gli alpini dappertutto, gli alpini in montagna, gli alpini alla colletta alimentare, gli alpini che sfilano. Ma cosa vuol dire CAI, Frigo? Ecco, questa parola magica che ormai sostiene tante realtà. Prego Frigo. Allora, grazie dell'invito. Allora, va chiarito un aspetto. Noi siamo
anche alpini, però non solamente alpini. Il CAI è il Club Alpino Italiano, è un'associazione che è sorta nel 1861 e il padre fondatore è stato Quintino Sella. Questo è avvenuto al 26 di ottobre 1861, quindi gli anni sono stati fatti di recente. Cosa il CAI in buona sostanza raccoglie tutte quanti le persone appassionate di montagna per valorizzare, questi si mettono assieme per andare in montagna, quindi con una, diremmo, con un fatto comune che questa frequentazione della montagna, questa passione nei confronti della montagna, e si mettono assieme. Fermo un secondo, Frigo, perché abbiamo una telefonata, se non mi cade la linea. Abbiamo Salvatore da Montebelluna. Ciao Salvatore. Buongiorno a voi. Da poco nella sua trasmissione ho sentito un signore che ha... Pronto? Sì, grazie, ti sentiamo buongiorno. bene Salvatore. Ho sentito un signore da poco fa nella sua trasmissione parlare deprezzando i giovani di Treviso. Allora mi domando, pronto? Sì, ti sentiamo Salvatore, parla. Ecco, mi domando, vai a vedere che il governo ha nominato a fagiolo un trevigiano ministro della giustizia. Sì. Sì, grazie. Allora, non ha detto i giovani di Treviso, ha detto che a Treviso, almeno quello che si è sentito e si è letto sui giornali, è la prima in classifica per le baby gang. Noi giovani di Treviso, ha parlato delle baby gang, Salvatore. Ecco, che queste baby gang non vengono palmate da qualcuno di dovere, visto che sappiamo quasi sempre nomi e cognomi, sono gli stessi che girano, che si spostano da paese a città, e sempre quelli, e che qualcuno dovrebbe fermare. Però la realtà, qualcuno dice che non è vero, qualche altro è vero, ognuno fa le proprie riflessioni, però è giusto dire anche quello che aveva detto l'avvocato Sitrava, ha parlato di baby gang. Allora, andiamo avanti Frigo, che si parlava di alpini e di montagna, prego. No, allora, sempre suddivisa, gli alpini sono un corpo militare. Il CAI è un corpo per niente militare, è un'associazione che è sorta nel 1861 e che da allora adesso socio fondatore è stato Quintino Sella, e solitamente a questa associazione qua ha il compito di mettere assieme le persone appassionate di montagna e di formare le persone che vogliono andare in montagna. E qua ti volevo, Frigo, per voler capire cosa sta succedendo nel territorio, cosa state vedendo voi che vi occupate di questo. Ecco, fra poco le nostre montagne, così dicono, loro hanno già i numeri, non so dove chi trova questi numeri, comunque hanno già i numeri che saranno invase da turisti da tutti i paesi. Ecco, non so se le infrastrutture saranno a posto, ci saranno. Com'è la situazione, soprattutto questa montagna molto veramente calpestata a volte da persone che dovrebbero imparare cosa vuol dire capire che sei in montagna, cosa devi fare, cosa devi rispettare. Prego Frigo. Allora, cosa è avvenuto? Durante il Covid c'è un prima Covid e dopo Covid. Prima del Covid vi era sì una frequentazione della montagna in continua ascesa, in continua crescita, però tante persone frequentavano la montagna. Dopo il Covid vi è stato un assalto alla montagna. Perché? Perché cambiamenti climatici, il fatto di andare in montagna, avere questo senso di libertà, di non trovarsi come nella spiaggia tantissime persone assieme, tutte quante schierate a prendere il sole, può essere una scelta anche quella, niente di dire sotto questo punto di vista, anzi se alle persone piace va benissimo questo. Quindi tantissime persone si sono affacciate nell'andare in montagna, però non avendo una cultura, perché nella montagna fai conto con le tue energie. Se te inizi a camminare e il rifugio è a 3 ore, devi conoscerti e capire che se ce la fai oppure non ce la fai ad andare in montagna.
prima cosa. Seconda cosa, spesso magari partono con scarpette da ginnastica, però in montagna ci sono i sassi, i sentieri sconnessi e di conseguenza se non hai le calzature adatte ti puoi correre il rischio di farti male. Ma soprattutto, Quindi, Frigo, anche questo cambiamento climatico che abbiamo visto morire persone super esperte, anche là bisogna veramente stare attenti, non è più come una volta, ecco, queste valanghe che arrivano all'improvviso, questo cambiamento. Ecco, approfitto di questa trasmissione perché proprio fra ieri e oggi è iniziato a nevicare in montagna. Di qua lancio l'appello che mi sembra giusto e doveroso nei confronti di tutte quante le persone che vogliono andare in montagna, perché in montagna si sta bene, si cammina sulla neve, si possono effettuare soprattutto lo sport dello sci alpinismo che è in continua crescita questo sport qua, quindi camminare in libertà in mezzo alla neve. Però Fermo un secondo perché abbiamo Livio da Padova, vai Livio, poi continuiamo, se no cade la linea, vai Livio. Mirella, ciao e un saluto al presidente del CAI Veneto. Io sono stato per 15 anni socio CAI e ho incontrato sempre belle persone che mi sono state di aiuto, mi hanno fornito una compagnia e sono orgoglioso di essere stato un socio del club alpino. Saluti, grazie. Grazie a te Livio, che bella, ma salutiamo anche Alessandra, perché Alessandra Fagion, vero Livio, non solo il presidente del CAI, io lo so che volevi salutare anche Alessandra. Prego Frigo, penso faccia piacere questa telefonata. Oh, tanto piacere, ma volevo appunto continuare, quindi è giusto e doveroso invitare le persone nella frequentazione sia estiva ma soprattutto adesso invernale della montagna. È arrivata la prima neve, iniziare a leggere i bollettini delle valanghe, prestare massima attenzione nelle località dove si vuole andare a effettuare sci alpinismo, non andare mai a via da soli ed essere sicuramente preparati, essere dotati di ARVA, pala e sonda. ARVA è uno strumento che in caso le persone andassero sotto una valanga, questo segnala la presenza dei soccorritori. Va anche detto che il tempo di vita sotto una valanga è di 20 minuti, quindi sono strumenti importanti ma non salvifici. Il primo dato importante è quello di metterci la testa e essere in grado, anche se serve, di rinunciare. Aspettate un po' di giorni appena il manto nevoso si assesta un attimo per iniziare l'attività. Ai miei tempi, tanti anni fa, si andava in montagna a fare sci alpinismo a partire da febbraio a marzo. Adesso, come cade la neve, escono le persone con tutte quante le problematiche che sorgono e quindi di incidenti che succedono. Quindi risulta estremamente importante tante volte trattenere un attimo la propria aspirazione, se mettersi magari a fare percorsi poco impegnativi e sicuri, anche se la sicurezza in montagna non esiste al 100%, però sicuramente quelli più sicuri possibili, quindi percorsi lievi, in maniera di tutelare la cosa più importante che abbiamo, che è la nostra vita. Non andare a perdere la vita assolutamente per andare a effettuare un'attività che poi lascia danni a non finire se non affrontata con la testa e non solamente di pancia. Molto chiaro, grazie. Allora adesso andiamo a vedere questo servizio, malattia rara Sara-Toresan, poi ne parliamo con Alessandra Fagion. Prima della diagnosi facevo la ballerina acrobatica, sfruttando totalmente l'iperlassità appunto delle mie articolazioni, credendo che fosse un dono e non rendendomi conto che invece fosse una malattia e che quel tipo di danza era la cosa più sbagliata che potessi fare se volevo rallentare il decorso della malattia. Faceva la ballerina acrobatica Sara Toresan e pensava che la grande elasticità articolare che aveva fin da piccola fosse una dote, non certo un segno della malattia rara che le è stata diagnosticata solo molti anni dopo.
La sindrome di Ehlers-Danlos è una malattia del collagene, consiste in un deficit del collagene che fa sì che tutte le membrane del corpo, quindi degli organi, delle ossa, siano appunto iperlasse, fragili e possano anche rompersi. Una sindrome complessa e rara, si stima che in Italia ne soffrano circa 12.000 persone con diverse tipologie a seconda della parte del corpo che viene colpita. Quella di Sara è la variante vascolare, l'iperlassità coinvolge le arterie che sono a rischio di rottura anche per piccoli sforzi o addirittura starnuti. Ed è questo che rende la malattia molto pesante perché, come dire, sembra un po' di camminare sui cristalli e ogni giorno io faccio sempre una scelta diversa perché ci sono talmente tanti accorgimenti da avere per far sì che le cose non peggiorino, che spesso dico io voglio vivere, me ne frego di tutto e sarà quel che sarà. Altri giorni invece è più difficile, quindi gli accorgimenti li prendo tutti. È un continuo dover trovare un equilibrio diverso giorno per giorno. Sara ha deciso di raccontare la malattia assieme ad altre donne che con lei condividono la diagnosi tardiva della sindrome dopo un percorso lunghissimo, doloroso e difficile. Essendo che non c'è una cura, l'unica arma è la diagnosi tempestiva. Vorrei far girare più informazioni possibili di modo che altre persone dopo di me, dopo di noi, non debbano avere la diagnosi quando è già troppo tardi. Allora, Alessandra Faggiò, intanto complimenti a Sara per questo coraggio, per questa voglia di vivere che poi riscontro anche in tua figlia Giada e non solo in tante persone ammalate, ma soprattutto ecco questo esempio che ha fatto mi sembra di camminare sui cristalli. Ecco, tu hai provato e sai cosa vuol dire questa parola, però la voglia di vivere, di farcela è più forte dopo tanti anni, ecco, di questo calvario in parte anche supportato da Famiglia Unita, da associazioni che hai incontrato per strada. Cosa vedi, Alessandra? Allora, anch'io ho fatto la scelta ancora anni fa, io e mio marito, di far vivere Giada nel modo più normale possibile. Noi, se Giada viene la febbre, pensiamo sia un'influenza. Se Giada ha la tosse, pensiamo che abbia le difese basse. Non abbiamo mai voluto pensare che la sua crescita dipendesse comunque dalla malattia. E sinceramente Giada oggi, lei è tuttora una bambina molto tranquilla, pur sapendo che ogni anno è ospedalizzata e deve fare degli interventi, però la vive con serenità e penso che questo sia proprio dovuto alla scelta che noi abbiamo fatto di non metterla su una campana di vetro. E sicuramente a volte ci sono delle preoccupazioni in più, però per me è come l'altra figlia, è come Sara, cioè non ho fatto diversità di attenzioni da una all'altra, pur essendo che una è nata con una malattia e l'altra invece per fortuna insomma è più sana. Complimenti comunque a Sara perché ci vuole tanto coraggio esporsi e anch'io condivido e ribadisco che tuttora anche noi abbiamo nella malattia del nervo gigante e poca conoscenza. Troppi bambini nascono ancora con questa malattia e non viene fatta la diagnosi. Noi anche un anno fa sono stata contattata da una famiglia, sempre in provincia di Vicenza, per avere informazioni. Sono stata contattata io, che sono una mamma e non ho nessuna laurea e non ho studiato sicuramente medicina. A me fa piacere perché posso dare tutte le tranquillità e sicurezze da genitore. Però è assurdo che non vengono sostenuti da quello che è il sistema e che debba io da genitore dire alla mamma come poter muoversi e siamo ancora oggi che parliamo di questo, quindi anni ne sono passati e questo è quello che dispiace di più.
Quindi Guarda, spero anch'io che ci sia un miglioramento su quello che è l'informazione. Ti ringrazio Alessandra per aver detto una cosa importantissima che vale per tutto il mondo del volontariato. Ecco, è il sistema che non funziona, non è che non abbiamo la possibilità anche con le associazioni di aiutarci, è che non ci vogliono mettere assieme, ci vogliono divisi, ecco, perché così dividi e timpera, questa è la verità, perché noi ci siamo, ma se non abbiamo i nomi e cognomi, se non siamo in rete tutti quanti, cosa facciamo? Ma cosa servono questi coordinamenti regionali, provinciali, locali, se poi non riescono a mettere assieme perché politicamente la politica ha messo lo zampino nel mondo del volontariato e così siamo ancora più divisi di prima. E soprattutto anche la presidente della fondazione Mauro Baschirotto, Anna Albarello Baschirotto, l'altro giorno ha detto bisogna investire nella ricerca, bisogna crederci, bisogna che facciano questo, l'importanza della ricerca, l'abbiamo vista con i vaccini, ha detto Anna Albarello Baschirotto, ma sembra che la politica vada da un'altra parte, ecco, che non ci si accorga, oppure i soldi per la ricerca quando vogliono li trovano, quando hanno paura di morire i grandi della politica allora i soldi si trovano per la ricerca. Ecco, i vaccini sono la dimostrazione. Quando invece non gli interessa, ecco, vanno da un'altra parte. Ecco, cosa vorresti dire alla politica anche futura? Perché ormai siamo in campagna elettorale tutti gli anni, perché anche il prossimo anno andremo a votare, ci saranno le amministrative, poi ci saranno le altre e ogni anno noi andiamo a votare. Cosa vuoi dire, Alessandra, ai nuovi politici o a quelli che verranno e punti molto sui giovani? Cosa dici ai giovani? Prego. Allora, per me dovrebbero essere molto più presenti su quello che è il laboratorio di ricerca e avere molto più a che fare con le famiglie che vivono questo momento difficile. Io sono sempre stata convinta che, ad esempio, la malattia di Giada, se purtroppo capitasse o fosse successo a qualche politico o qualche persona di un certo livello, saremmo già molto più avanti di oggi, perché funziona così e loro comunque comandano incondizionatamente da come stanno le persone, perché non si pongono minimamente il problema di come stanno le persone. Io a suo tempo ho voluto contattare anche la regione in merito alla malattia di Giada. Sono andata in regione, ho fatto un colloquio solo perché potessero informare gli ospedali del Veneto che esiste questa malattia e indicare ai genitori come poter muoversi. E non è stato fatto niente. E quindi è la conferma che a loro comunque tu sei un numero e loro ci stanno governando così, che siamo solo dei numeri per loro. Hai fatto bene a dirlo, ecco, io lo dico spesso che bisogna che cambi qualcosa perché le situazioni che io incontro tutti i giorni, come dice Alessandra, sono veramente questioni che dovrebbero avere delle risposte, dei sostegni, ecco, sono persone per bene che finché ce l'hanno fatta hanno cercato di arrangiarsi da soli, nel momento che hanno bisogno, che per la prima volta bussano, non è possibile che questa porta non venga aperta o che venga aperta con delle risposte assurde. E vedrete l'assegno che ho fatto questa settimana, perciò assegno recentissimo, spero di farlo vedere domani o dopodomani, per far capire l'importanza del sostegno alle famiglie. Poi qualcuno si riempie la bocca, specialmente in campagna elettorale, prima i veneti, questi sono veneti, non so chi devono aspettare, se prima i veneti, anzi loro dicono noi siamo gli ultimi, non siamo i primi. Ecco, questa è la riflessione che fa questa donna che vedrete, questa mamma di 3 creature, ma soprattutto con una molto piccola che aveva lo sfratto esecutivo, Alessandra, e che io grazie a questa grande famiglia di Rete Venete, di Sveglia Veneti, ho cercato di far ispirare, perché di sicuro non si poteva mettere su una strada, ma non c'era niente da fare e ho chiamato anche il sindaco che monitorerà questo assegno che abbiamo dato, perché questa bambina non poteva veramente essere messa su una strada oppure essere messa in comunità con la mamma, perché funziona così, ecco, il padre da una parte, la mamma e la bambina o il bambino da un'altra e non va bene. Frigo, ma cosa vuoi dire? Anche questa montagna adesso mi sembra piena di soldi,
Vediamo, io ho sentito un amico che è stato rifiutato, mi ha raccontato 50.000 euro di un affitto, ecco perché fra poco quei 50.000 diventeranno molti di più per affittare un appartamento. I soldi si sono trovati, ecco, queste veramente anche questi impianti di sci che arrivano sempre più in alto in zone dove non c'erano, perché dobbiamo arrivare sempre più in alto, magari anche con l'elicottero ci hanno provato, tanto prendo una sanzione ma ho tanti di quei soldi che posso anche pagare una sanzione, visto che si parla di 100.000 euro di affitto, una roba veramente folle. Come vedi la situazione, Frigo? E chi è che arriverà la vedo un po' secondo te? complicata perché ci sono le Olimpiadi nelle nostre montagne, nelle montagne bellunesi, sta avendo degli effetti, diremmo, positivi per quel che riguarda Cortina, però diventano impossibili per le persone che vogliono andare in montagna, nel senso che il costo degli appartamenti, il costo degli impianti è salito enormemente e quindi viene effettuata ciò che noi non vorremmo mai, che la montagna fosse solamente riservata ai più abbienti. La frequentazione della montagna è riservata solamente a quelle che hanno un cospicuo conto corrente. Io mi auguro che passata la sbornia delle elezioni, delle Olimpiadi, ritorni tutto quanto verso una normalità, ma come ben sappiamo, se si alza a 100 poi non ritorna al prezzo iniziale, ma rimarrà sempre un gradino superiore e quindi le persone dovranno essere poste nella situazione di effettuare delle scelte. Quindi la montagna, se continua in questa maniera qua, ovvero dire un certo tipo di montagna, avviene ciò che andava a dire qualche tempo fa qualche illustre persona, che la montagna bisogna fare una scelta di chi ci va e di chi non ci va, e su questo noi non siamo assolutamente d'accordo. Però la montagna, io ritengo che debba avere anche una questione di solidarietà. Come CAI 10 anni fa abbiamo fatto una scelta, ovvero dire: se per noi andare in montagna troviamo un qualcosa che ci muove per l'ambiente, per la giornata, per tutto l'insieme, si va in montagna perché camminando in libertà si prova qualcosa, ci dà sollievo, ci dà spesso, ci permette di ragionare mentre si cammina, si permette di ammirare il paesaggio, essere dentro un bosco, sentire i profumi. Questo fino a tanti anni fa era riservato solamente alle persone normali. Le persone con difficoltà, ci siamo accorti come CAI, ma un po' tutti quanti, per primi i francesi si sono accorti, che venivano lasciate una volta la persona che aveva qualche difficoltà, qualche limitazione, veniva posta a casa, Come CAI abbiamo fatto la scelta di introdurre la montagnoterapia, ovvero dire prendere le persone che hanno difficoltà psichiatrici, tossici, persone con difficoltà motorie, e di portarle in montagna assieme. Questo non ovviamente perché non possiamo far fronte alle singole richieste, ma noi collaboriamo da una decina d'anni con le associazioni, i quali chiedono a noi, questo è posto all'interno di un progetto, di portare le persone in montagna. Quindi noi organizziamo tutta quanta un'escursione, una giornata in compagnia. Se hanno limitazione prendiamo delle carrozzine che li possono accompagnare, che per far funzionare queste carrozzine servono 4 persone, una davanti, una dietro, una a sinistra e una a destra. E su queste iniziative qua noi abbiamo collaborazioni con numerose associazioni, abbiamo collaborazione con più di qualche unità sanitaria locale, soprattutto per quello che riguarda i psichiatrici,
soprattutto quello che riguarda andare a affrontare tutto quanto. Vedi Renato, io ti ho invitato e tossico. ti ringrazio Renato proprio perché immaginavo che mi avresti detto qualcosa di importante che non si sapeva di quello che state facendo. Allora tu capisci che io non devo invitare Renato Frigo per sapere che c'è questa possibilità con un'associazione di iscriversi, di vedere se c'è la possibilità di portare queste persone. Anzi, darò il tuo numero anche a Maria Luana Calabrese, che si occupa di salute mentale, che proprio lei mi parlava di montagna ma non mi ha assolutamente nominato, ecco, questa cosa che tu fai, e ti ringrazio veramente Renato per averlo detto, perché non può continuare così. Noi dobbiamo sapere quello che c'è nel territorio, noi dobbiamo conoscerci, capire chi fa cosa, come possiamo aiutarci, e noi paghiamo persone di dovere che sono sia in regione ma in provincia e anche nel locale, nelle amministrazioni, di metterci in rete, perché così non andiamo da nessuna parte. Cosa ne pensi, Alessandra Fagion, di quello che ha detto Renato Frigo? Tu sapevi, conoscevi, perché lui ha fatto i nomi di tante associazioni che possono usufruire di queste bellissime passeggiate. Prego Alessandra. No, sinceramente non sapevo neanch'io. Penso che sia un ottimo progetto, perché effettivamente la montagna è ancora un posto sano, dove si respira aria pulita e dove che comunque il contatto con la natura aiuta molto quello che è sia il corpo ma soprattutto la testa. E come dici te, è giusto che queste cose vengano pubblicate in modo che la gente sappia, perché effettivamente lo noto anch'io, soprattutto avendo anche un lavoro a contatto con le persone, che ci sono sempre più persone che soffrono di depressione e si escludono e vedono sempre i problemi troppo grandi a volte di quelli che sono, e hanno bisogno di aiuto. Manca proprio l'aiuto, perché io vedo nel mio piccolo che entrano da me, si sfogano, escono e stanno meglio, e io non ho nessun titolo, ma è proprio un po' il sostegno e una parola, e a volte saper ascoltare. A me piace la montagna perché in qualche modo per me la montagna sa ascoltare, in silenzio ma sa ascoltare. Allora io ti darò il numero di Renato Frigo, vero Renato? Daremo il numero a Alessandra, siccome a Giada io so che piacciono tantissimo poi i cavalli, ti prego di, non so come, non so cosa, quando, ma se Alessandra arriverà con le sue meravigliose creature, Giada e Sara, con il marito stupendo, è una famiglia, guardate, bellissima, ti prego Renato di supportarli in qualsiasi cosa, perché ci tengo tantissimo, come lei anche tante persone che hanno bisogno anche qualche volta di staccare la spina. Tu pensa a questa piccola creatura, interventi che ha fatto da piccolissima, e ancora questa voglia di vivere, questa voglia di giocare, di essere presenti, di creare, perché lei è una creativa, lei dipinge, lei fa di tutto e di più e ama molto gli animali. Cosa dici Renato? Allora, noi interveniamo su questo genere di attività con convenzione tra la sezione dove ha sviluppato questo genere di attività. Noi abbiamo fatto dei corsi per l'accompagnamento. Noi non effettuiamo assolutamente la gestione dell'accompagnato, perché siamo persone che non hanno competenze né sanitarie e tantomeno di mobilitazione delle persone o di saper trattare con le persone. Noi mettiamo a disposizione la cosa che più ci piace fare, che è quella di andare in montagna. Hai detto poco, andare in montagna, naturalmente queste persone vengono accompagnate con un accompagnatore che si occupa di questi percorsi. Penso che più bello di così non si poteva fare, sì. È un progetto molto importante perché c'è bisogno di accompagnare. Cito questo, noi abbiamo una collaborazione che sta procedendo con l'associazione Donna Chiama Donna di Vicenza. Sì. Che sono donne con problemi e all'interno di un programma stabilito da parte della psicologa che segue queste persone, noi accompagniamo in montagna
in percorsi leggeri, però portiamo via queste donne che hanno avuto grossissimi problemi col compagno, col marito, con chi fosse, appunto, che hanno subito violenza, hanno subito in qualche maniera. E questa è un'esperienza che stiamo portando avanti, importante. Bella. E si forma un gruppo, quindi le persone ritornano all'interno del gruppo, perché quando si va via in gruppo, in compagnia, su un ambiente quale è la montagna, cambia anche, si passa una giornata differente. Sono d'accordo. Allora andiamo a vedere queste malattie rare a Treviso, poi commentiamo con Alessandra Fagion. Sono la mamma di Alessandro. Mio figlio aveva degli spasmi che poi si sono rivelati essere crisi epilettiche. Alessandro, le prime crisi epilettiche a 18 mesi, da quel momento il suo sviluppo ha iniziato a rallentare. Grazie alla nostra famiglia la diagnosi e la decisione di operare. Si è evidenziato che lui aveva una displasia cerebrale sul lobo frontale di sinistra. Abbiamo provato tutti i farmaci per l'epilessia possibili e nessuno però faceva il suo effetto. Quella di Alessandro e della sua famiglia, come la storia di Erasmo, affetto da una malattia genetica. Da quella visita si è aperto un mondo davanti a noi perché comunque abbiamo cominciato a vedere la situazione più rosea. Abbiamo cominciato anche a fare dei ricoveri e abbiamo fatto ricoveri per la durata di 2 anni. E in questi 2 anni noi abbiamo visto miglioramenti, il nostro figlio. Un recupero possibile grazie alla presa in carico riabilitativa della nostra famiglia che con l'IRCS Medea è all'avanguardia anche per dare ai bambini affetti da malattie rare una risposta attraverso la ricerca. Siamo l'unico istituto scientifico che si occupa di riabilitazione, quindi anche di ricerca nell'ambito della riabilitazione. Accanto a questo poi affrontiamo anche dei percorsi complessi con le sperimentazioni farmacologiche sempre per alcune patologie rare di cui siamo di riferimento. Se il percorso riabilitativo migliora la qualità della vita, la ricerca consente nuove frontiere di cura, come sta accadendo per la sindrome di Angelman di cui soffre Erasmo. Siamo veramente in attesa di poter partecipare ai protocolli che introdurranno la terapia genica. È in corso di sperimentazione, ci sono dei risultati abbastanza buoni, presto sarà disponibile per tutta la popolazione di questi bambini. Alessandra Fagion, cosa vuoi dire a queste mamme? Come commenti questo servizio? Tu che sei nel pezzo, che sai cosa vuol dire, malattie rare tantissime, però ognuna dovrebbe essere veramente, secondo me, approfondita, aiutata. Prego. Sì, allora, come già sai, le malattie rare sono tantissime. E è importante trovare sicuramente una cura, è importantissimo anticipare la diagnosi. E nell'ultimo servizio qua ho visto che parlano della terapia genica, cui noi crediamo tantissimo logicamente, e spero vivamente che abbiano in merito invece al primo bambino, Alessandro, quando ho sentito epilessia, so che tramite l'Anna Albarello stanno facendo veramente tanti studi in merito a questa malattia, perché c'è una forma molto rara in cui purtroppo porta effettivamente a delle difficoltà molto importanti. Io sono sempre l'idea che bisognerebbe quanto prima riuscire a anticipare la diagnosi, ed è il problema principale che purtroppo si vive. È bello vedere quando dopo trovi delle risposte, ma per arrivare a questo ti trovi tante porte chiuse in faccia. È sempre una questione di fortuna e di volontà nel voler andare avanti. Quindi io auguro a tutte le famiglie che purtroppo devono vivere certe situazioni di avere tanta forza e tanta volontà, perché la risposta c'è sempre. Senti Alessandra, quello che vorrei farti capire con te, prima di far vedere questo servizio, ecco, di questa salute mentale, andremo a Belluno. Ecco, nel momento che tu capisci che c'è qualcosa
che non funzionerà più, ecco, nella tua creatura, che bisognerà che tu l'aiuti. Certo che l'equilibrio mentale viene messo molto a rischio, perché veramente io penso che ci sono stati e ci saranno anche per altre mamme dei momenti veramente dove, se non c'è la famiglia che ti supporta, sarà veramente difficile superare questa asticella, perché balla tutto, cadi, non c'è niente da fare e devi avere qualcuno che ti rialza. Ecco, questo qualcuno quanto importante è, e chi non ha la fortuna di avere una famiglia, dopo tanti anni tu vedi che ci sia un supporto, come hai detto tu, io sono stata fortunata, ho trovato tante persone che mi hanno aiutato, ma hai detto sono stata fortunata, ma io penso che dobbiamo avere quello che ci aspetta di diritto, paghiamo le tasse, ognuno con i suoi problemi, ognuno con le proprie, veramente con la propria ricerca di guarire, di trovare un supporto. Cosa vedi, Alessandra? Diritti, sì, dovrebbe essere un diritto, ma di fatto non c'è, Mirella. E io, ad esempio, sai che io ho avuto la mamma con una demenza fulminante e ho fatto la scelta di tenerla insieme finché non si è spenta. E mia mamma dovevo prenotare una visita neurologica per entrare nel sistema, e abbiamo chiamato a giugno 2020, io capisco che c'è stato il Covid, che è stata una cosa difficilissima per tutti, mi avevano dato l'appuntamento per giugno 2021, mia mamma è mancata ad aprile 2021 e con una patologia importante, quindi non riesco più io a credere che ci sia un aiuto da parte del sistema. Mi dispiace tantissimo di questo, però secondo me gli aiuti dobbiamo crearceli noi, con le persone, con le informazioni. Io ho grandi difficoltà, per tutti vissuti in famiglia, di credere che oggi il sistema funzioni, e di questo mi dispiace un sacco. Però non posso negare l'evidenza, e tutto quello che noi siamo riusciti a fare fino adesso è per forza, per amore e per sostegno per tante persone che sicuramente ci stanno vicine, ma non perché abbiamo trovato un sistema che funzioni, e questo non riesco a dire che le cose vanno bene, sinceramente, neanche qua in Veneto, perché comunque secondo me sono peggiorate tantissimo negli ultimi anni. La fortuna è il Baschirotto per me oggi, e la fortuna per me è stato trovare il dottor Pegoraro, che mi ha aiutato tantissimo con Giada, e a tante famiglie io consiglio di andare, anche se non hanno le malattie di Giada ma altre malattie rare, io consiglio di andare da Giada, da Baschirotto, perché sai benissimo che sono molto presente su quello che è la socializzazione, in quanto far conoscere la malattia, e quindi nel territorio cerco di fare tanti eventi. E io consiglio di andare da Baschirotto, perché questa fondazione Mauro Baschirotto, sì, che abbiamo avuto Anna proprio l'altro giorno. Alessandra ospite ha parlato proprio anche di epilessia, di questi studi che stanno facendo, sono molto nel pezzo, molto presenti, anche se ho ricordato che hanno vinto il bando in America e non di sicuro in Italia. Ecco, pensate voi come siamo presi, ecco, perciò fate attenzione a quello che sentite queste mattine per capire come dovete muovervi, perché poi non piangiamo, come ho detto prima, sul latte versato, perché le cose sono molto chiare a mio avviso. Allora andiamo a vedere, andiamo proprio a Belluno, vediamo questa salute mentale, Comitato Feltre, andiamo a sentire. Ci siamo svegliati con questa notizia che lascia basiti. Questa notizia ci dice un'altra cosa. Purtroppo esiste una forte correlazione tra il sociale e la salute mentale. Perché proprio questi determinanti sociali, la povertà, l'istruzione, il lavoro, le relazioni e l'ambiente, e alcuni di questi sono appunto quelli che abbiamo appreso, però questi determinanti sono profondamente, influenzano profondamente il benessere psicologico. A parlare Sandra D'Incau del Comitato Feltre
Feltrino per il diritto alla salute è nato all'indomani della sospensione del reparto di psichiatria a Feltre, che oggi è attivo come servizio per 12 ore alla settimana e che ha concentrato a Belluno 16 posti per il ricovero dei pazienti. La tragedia, per molti annunciata, accaduta la scorsa notte a Casteldazzano nel Veronese, ha reso di pubblico dominio lo stato di disagio sociale in cui vivevano i 3 fratelli Ramponi, condizione nota ma inspiegabilmente abbandonata alla deriva. Sappiamo benissimo che questi fattori che non vedono età escluse dai giovani, meno giovani, anche queste persone mi pare non fossero proprio giovanissime, sono a loro volta fattori che aumentano lo stesso rischio di disturbo mentale e quindi evidenziano ancora una volta la necessità di un approccio integrato che va oltre la sola cura medica. Il Comitato Feltrino per il diritto alla salute è entrato in questi anni a gamba tesa sull'urgenza e la strategicità di porre attenzione e interesse sulle solitudini, la fragilità, l'emarginazione e il mancato ascolto sempre più frequenti e che coinvolge le politiche sociali e sanitarie. Noi troviamo che la cura medica è carente e ancora più carente è la politica sociale. A Feltre c'è una comunità terapeutica residenziale protetta dove ad oggi non si investe per renderla accogliente. Le comunità esistenti in provincia sono solo in parte a carico del sistema sanitario, il resto grava sulle famiglie. Non esiste un servizio territoriale adeguato, non esiste una rete che coinvolga le famiglie, lasciate senza quella cassetta degli attrezzi a disposizione per poter agire al meglio. Abbiamo da parte delle famiglie veramente questa richiesta di grande aiuto e non possiamo rimanere, cioè che queste richieste vengano inascoltate. C'è un grossissimo problema proprio di supporto, di aiuto, di sostegno e un problema c'è. E che questo problema va risolto insieme, ma va risolto anche da quelle istituzioni che hanno quegli strumenti ancora meglio di noi cittadini per poter comprendere che c'è un problema. Più chiaro di così non poteva essere, sono persone nel pezzo che sanno quello che dicono, cosa manca, cosa si potrebbe fare, ma se non c'è un aiuto, perché è inutile che poi dicano Alessandra, la politica, sempre la politica, noi non siamo nella stanza dei bottoni, noi possiamo arrivare fin là, ma dopo dobbiamo fermarci, gli aiuti sono diversi. Ecco, io dico sempre, io non posso trovare le case, non ho la facoltà di trovarle, non posso trovare lavoro, non sono io che mi devo occupare di questo, però io mi domando dove qualcuno vuole andare a parare. Ecco, adesso vedrete a Natale, vedrete regali, viaggi, vacanze, certo ci saranno, ci sono sempre stati, e dico sempre Alessandra, anche in tempo di guerra si pranzava e mangiavano e cenavano con champagne e caviale e c'era chi moriva per fame o chi moriva al fronte per salvare loro. Ecco, capite, funzionerà sempre così, però dobbiamo anche dirlo, dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno, visto che adesso molti chiedono il nostro voto. Allora, abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi bellissimi ospiti. Allora, giustamente e stragiustamente viene chiamata in causa la politica e mancheria ancora quella, però molto spesso viene dimenticato la parte medica, che anche la parte medica ha la sua grandissima responsabilità in quello che è salute e politica. Per esempio i politici decidono tante, se non tutte, ma tante cose in base a quello che gli viene detto la commissione medica, perché il politico giustamente, non essendo medico, questo è una. L'altra cosa, che mancano i dottori, è vero, ma ce ne sono a iosa nel privato, anche i medici dovrebbero, io li capisco, nel pubblico ciapo 4, nel privato ciapo 30, e soprattutto, oltretutto non lavoro sabato e domenica, li capisco, ma li capisco fino a un certo punto, perché la professione medica, se sono scelta, oltretutto che lo prendono la laurea pagata dalle nostre tasse, sapevano già prima che non era solo per far soldi, ma anche per dare un impegno diverso, particolare, perché si ha a che fare con la vita delle persone. Quindi chiamiamo anche i medici a mettersi una mano sulla coscienza. Dai politici potremmo pretendere
quel poco. Sappiamo già che il politico non è una professione, insomma, è una professione molto di interesse, anche se dovrebbe essere ben altro, ma soprattutto i medici. Ringrazio anche molto le signore che stanno facendo informazione, cosa che i medici negli ospedali non sanno nulla. Quando chiami per prenotare non sanno assolutamente nulla, e anche qua ci sarebbe da dire non tanto ma tantissimo. Ringrazio anche Baschirotto, questa associazione grandiosa che sicuramente fa tantissimo per i bambini, però io che non sono bambina e ho problemi enormi da disperazione, ho chiamato l'anno scorso per chiedere solo un numero di telefono di un medico di malattie rare che si occupasse anche di anziani. Aspetto ancora a telefonata. Comunque li ringrazio lo stesso per tutto quello che fanno. Grazie mille per l'opportunità e buona giornata. Grazie Paola. No, non curano solo i bambini, la Fondazione Baschirotto non hanno età, curano le malattie rare, quelle che riescono veramente a conoscere e a dare delle risposte importanti. Allora, come ci saluti Alessandra, con quale messaggio? Allora, intanto grazie mille per l'opportunità che ci dai sempre. L'augurio è quello che le cose comunque cambino, migliorino, e che a forza di continuare anche in modo logoroico di ripetere le difficoltà che purtroppo i malati rari si trovano, prima o poi veniamo ascoltati e che il sistema possa decisamente migliorare. Grazie Alessandra Fagiò, un abbraccio a Giada, a Sara, tuo marito, a tutta la famiglia, un grande abbraccio da parte mia e da parte di Sveglia Veneti e di Rete Veneta. Grazie cara Alessandra. Sentiamo come ci saluta Renato Frigo. Renato, come ci saluti? Allora, con una grande speranza che manca un mese a Natale, insomma, sono partiti in agosto la vendita dei pandori all'interno dei supermercati, quindi si può fare. L'augurio e la speranza che le persone in questo mese qua, è una cosa, è un sogno, mettano un attimo la testa a partito e che i politici diventino dei servitori del popolo, non che il popolo serve i politici, invertendo. Mi sa anche che li paghiamo, Renato, forse sarebbe il caso che si occupassero anche di noi, visto che sono pagati con i nostri soldi e profumatamente. Ecco, perché bisogna anche dire quello che è. Con la speranza che la montagna veneta, in questo caso qua, sia una meta sicuramente. Diventi una meta rivolta a tutte quante le persone che vogliono andare a godersi di questo bene che è gratuito e che viene messo a disposizione dalla natura. Quindi che avvenga questo in maniera che questa frequentazione sia una frequentazione fatta con la testa e non di pancia, in maniera di evitare in una giornata di riposo, di svago, nell'andare a incorrere in situazioni spiacevoli che poi vengono attivate con il soccorso alpino e tutto quello che serve. Quindi un augurio a tutti di buone feste, ovviamente, anche se ci vogliono 40 giorni da una parte, e dall'altra parte una frequentazione della montagna fatta con testa. Grazie anche a Renato Frigo, già presidente CAI Veneto Club Alpino Italiano, di essere stati con noi. Pubblicità. È con vero piacere che presento altri due ospiti graditissimi a Mirella, che è Anna Toffoletto, presidente associazione Oggi e Domani Insieme, grazie. Saluto anche Mario Castellese, artista, vedremo una mostra di bambini in ospedale, perciò grazie Castellese per far vedere anche il volto diverso di questi bambini, un volto che dovrebbe far riflettere, un volto che dovrebbe far capire che le famiglie, specialmente loro, vanno supportate. Abbiamo sentito adesso Alessandra Fagiò, la
mamma di Giada cosa ha detto, siamo soli, per fortuna che ho avuto la famiglia, che ho incontrato associazioni di volontariato che mi hanno aiutato, ma se no c'è il vuoto assoluto. Allora, Anna Toffoletto, allora sentiamo intanto chi è questa presidente e cos'è Oggi e Domani Insieme. Prego, Anna. Oggi e Domani Insieme opera nel nostro territorio già da quasi 40 anni. Siamo nati nel 1988 per volere della signora Bruna Dal Secco. Qui a Treviso? A Nervesa della Nervesa, Battaglia. ecco, noi siamo a Nervesa della Battaglia. Inizialmente le esigenze di quasi 40 anni fa erano rivolte all'anziano, difatti inizialmente si chiamava Oggi Domani Anziani. Poi nel corso del tempo ci siamo evoluti, abbiamo visto le necessità e le esigenze del comune, ci siamo trasformati in Oggi Domani Insieme. Abbiamo fatto anche un lavoro di integrazione tra anziani, diciamo tra virgolette perché anche io ormai sono anziana. Io li chiamo diversamente giovani. Ecco, diversamente giovani e giovani. Difatti abbiamo creato un sostegno scolastico per bambini extracomunitari, proprio che gli insegnanti erano le nonne, diciamo, le persone che erano andate in pensione, anche maestre, perché avevamo avuto la signora Paola Barro, una maestra strepitosa che ci ha assistiti e che purtroppo è mancata da poco. E lei per anni e anni ha sempre partecipato a tutte le nostre attività, fondando anche una scuola di italiano per le mamme, per le donne extracomunitarie. Adesso da 2 anni siamo riusciti, tramite la nostra associazione, a portare proprio il CPA alla scuola che ti certifica e ti dà, per il permesso di soggiorno, ti dà gli attestati, perché noi non potevamo dare gli attestati, eravamo volontariato. E quindi anche questa cosa qui per noi è stato un fiore all'occhiello, consegnarla alla nostra amministrazione e avere il CPA che è venuto a Nervesa. Bello. E siamo veramente contenti. Poi la nostra associazione, appunto, abbiamo questo sostegno scolastico per bambini extracomunitari o anche bambini che non sono extracomunitari e la mamma ha piacere di mandarli, siamo aperti a tutti. Bambini nati qua? Bambini nati qua. Ci rivolgiamo principalmente alle primarie, perché le medie cominciano già a essere impegnative anche di gestione dei ragazzi. Allora, quello che noto, Anna, ci diamo del tu perché facciamo volontariato, è che queste mamme di questi bambini col colore della pelle diversa, così capite bene di cosa stiamo parlando, perché è questo di cui si parla, inutile che ce la giriamo, sono molto attente fin ai 10-11 anni, cioè sono molto, ma veramente io le vedo, i bambini sono molto educati, bravi, rispettosi, non creano nessun problema, chiedono che devono avere qualcosa, almeno dopo dimmi Anna se è vero chiedono quello che dico. Posso, grazie, ecco, e se non lo fanno la mamma li riprende. Poi quando iniziano ad avere 11-12 anni, là comincia il problema che vedo. Sono lasciati molto liberi rispetto a quello che dovrebbero essere. Come mai? Lo noti anche tu, Anna, questo? E poi diventa difficile con questo ragazzino che pensa di fare quello che vuole, orari non ne parliamo, racconta quello che vuole a casa. Questa qui è proprio di ieri, perché al mercoledì noi facciamo il sostegno scolastico, allora c'è un ragazzino che l'avevamo fino all'anno scorso, quinta elementare, adesso continua a venire, fa la prima media, ho detto tu non saresti più da venire qua. No, ma io vengo. Viene là per perdere tempo sostanzialmente. E quando è uscito l'ho preso in parte e gli ho detto senti, ma tu cosa vuoi fare? Pensi di inquadrarti, di essere bravo, di studiare, di andare avanti? Ah no, mi ha detto questo, io penso di fare 2 anni superiori e poi smettere. Ma perché? Smettere perché? Ho detto, ma lo sai che a Roma non ti prendono neanche a fare lo spazzino se non hai la licenza di scuola media superiore? E mi ha guardato come sconvolto. Cosa pensi di fare? Ho detto con 2 anni. Vuoi andare a lavorare e non saper neanche contare, vedere se ti imbrogliano quando ti danno i soldi di un resto o altro? Penserai di farti una formazione scolastica? Mi ha guardato un po' sconvolto. Comunque i maschi questi io vedo, soprattutto la parte maschile, le bambine sono più represse. Ma iniziano anche loro e a anche fare loro passo un po' sì, troppo. un po' troppo avanti. I maschi sono lasciati perché sono maschi. Però hanno diritto. Anna, scusa, hai detto una cosa importante, poi vorrei sentire anche Castellese. Questo bambino, questo ragazzo, ormai ragazzino, è venuto da te però.
Sì. Perciò per lui siete un punto di riferimento. Guarda che non è cosa da poco. Lui cerca ancora di capire, perché non l'ha capito, e nessuno gliel'ha spiegato. L'ha detto Anna, che se non fai questo avrai questi problemi. Sì. Perché non è mica facile, sapete, far capire l'importanza di quello che stiamo facendo anche col mondo del volontariato. Mario Castellesi, allora questo artista, vediamo anche queste foto perché il tempo è tiranno, che così spieghiamo anche di cosa stiamo parlando. Prego Castellesi. Intanto io vi ringrazio dell'invito e saluto i telespettatori. Allora, la mia associazione è nata nel 2016, si chiama Art Emotion for Soul, arte emozione per l'anima. Ecco, così traduciamo, così anche a casa riescono a capire, bravo, i diversamente giovani. Io nasco come associazione qui in Veneto, ma ho dato un nome alla mia associazione in inglese, perché comunque per me l'arte è universale. Certo. Tant'è che comunque curo delle mostre un po' in giro per l'Italia, non soltanto in Veneto, ma anche fuori dall'Italia. Quindi... E vediamo adesso qui le foto che ci avete mandato. Sì, queste sono delle immagini di opere che secondo me sono molto particolari e uniche del suo genere, perché nascono da una mia idea, che era quella di ho invitato degli artisti italiani, dovevano realizzare delle opere che si ispirassero a degli artisti della storia dell'arte, aggiungendo degli elementi di Pinocchio, delle favole di Andersen e di Pinocchio, per arrivare più velocemente ai bambini. E con queste opere abbiamo fatto, è una mostra itinerante, abbiamo già fatto la prima a Cafoncello di Treviso, abbiamo fatto anche un'altra mostra a San Bortolo di Vicenza, di portare l'arte dentro i luoghi di cura. E a gennaio saremo a Bassano del Grappa. Dove? All'ospedale di Bassano del Grappa. Bene, all'ospedale. La particolarità è che le opere, la mostra si chiama A Sua Altezza, perché le opere sono messe all'altezza degli occhi dei bambini. Ecco, come vede Castellesi artista questi bambini? Finché vede bambino? Perché io vedo bambini anche a 20, a 30 anni, a 50, persone che non riescono a crescere mentalmente. Ma secondo me non è neanche negativo il fatto di rimanere un po' bambini. Poi nel campo dell'arte probabilmente un artista a volte è sempre un bambino, perché crea, sperimenta, gioca con i materiali. Per me è importante questo, anzi, bisogna che rimaniamo un po' bambini, perché io lavoro tanto con i bambini, intanto faccio attività a Mussolente, dei laboratori d'arte per bambini a Valdobbiadene, lancerò presto anche, ma già ho fatto, un laboratorio di teatro per bambini, tutto finalizzato al benessere delle persone, cioè sì, è importante che si riesca a imparare delle tecniche, a riuscire a fare delle opere belle per l'autostima, no? Per aumentare l'autostima, però comunque anche i scarabocchi sono importanti. L'importante è lasciarsi andare, cioè esprimere proprio quello che si ha dentro. È vero quello che dice Castellesi, però io sono dell'idea che un uomo l'angolo bambino lo può tenere, ma quando deve prendere certe decisioni e responsabilità non può fare il bambino, non può non crescere. Io ho una persona che si sta separando dopo tanti anni di matrimonio, 2 ragazze bellissime, grandi, e lei dice: mio marito non vuole crescere. Ecco, il primo ostacolo va dalla mamma, invece di parlarne, di dialogare, cercare di capire in famiglia con me, il dialogare con me, lui va dalla mamma: non cresce, io sono stanca di questo bambino. Cosa vuol dire per una donna avere un bambino, avere bambini? Ecco, questa donna che quasi sempre è lei che deve rimboccarsi le maniche per cercare anche di dare un'educazione ai figli. Questo padre, questo marito delle volte troppo assente, ecco, invece o padre o madre devono essere presenti. Io sono dell'idea, Anna, che non è la quantità del tempo, è la qualità del tempo che tu dedichi ai tuoi figli, alla tua famiglia. Prego, Anna. Certo, io sono d'accordo con te, Mirella, anche perché mi ricordo la mia amica purtroppo ha avuto un caso di una bambina molto ammalata che poi è anche mancata, e mi diceva che lei e il marito si sono uniti su questa cosa, mentre vedeva che quando
quando era a Verona, proprio perché il centro era a Verona di cura, là le famiglie scoppiavano, i mariti non riuscivano a sopportare questa cosa, il peso delle cose, quindi rimanevano le mamme da sole ad affrontare questi problemi che poi si sommavano, perché mamma da solo, bambino ammalato e ammalato grave. Secondo me è proprio la mia generazione che ha sbagliato con i figli. Io penso che abbiamo sbagliato con i figli, che li abbiamo un po' viziati, protetti troppo. Credo, io da parte mia sono felicissima dei miei e devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Seminato bene. Seminato bene. Però vedo, non hanno capacità di adattamento, non sanno prendersi le responsabilità. Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno a tutti gli ospiti. Mirella, posso cambiare discorso? Prego. Allora, quasi un mese fa sono andata a farmi l'anti-influenzale e vabbè. 10 giorni fa neanche, 5-6 giorni fa, sono andata a farmi la seconda dose del vaccino herpes zoster. Insomma, sabato sera vomito in bagno qua e scariche, diarrea. E se in giro, Mirella, che se in giro anche sta roba impossibile. Ho detto, ma se mi ho appena fatto l'anti-influenzale, quello è un altro ceppo. Sì. Adesso che sei in giro a diarrea quasi per tutti, perché siamo in farmacia, siamo i dottori, signora siamo pieni. Una roba impressionante. Voi dite solo che questo, perché che delle volte la gente non c'ha più paura. Perché queste robe impressionanti dal dito è fatto così. Sì. Col vomito non ho fatto niente perché non aveva niente, però scariche 4, 5, 6 al giorno. Ecco, come avete l'acqua. sentito? Grazie Giusy, grazie. Prego, ciao, la buongiorno. voglia anche di esprimersi, di raccontare, perché ecco, la solitudine si combatte anche con questo, ecco, cercare anche di divulgare, di aiutare la comunità, perché questi sono i messaggi che poi alla fine sono anche messaggi importanti, perché specialmente poi diversamente giovani, soli in casa, sentire anche queste telefonate di problemi magari che vivono quotidianamente, visto che molti non hanno ancora il medico di base, perciò Giusy tranquillizza anche queste persone. Quello che volevo chiederti però, Anna Toffoletto, è che il mondo del volontariato siamo in tanti, tutti facciamo, ma come si dice, se io lo dico tutte le mattine, chissà che qualcosa cambi, siamo molto divisi e soprattutto non riusciamo ad aiutare le persone in difficoltà perché non abbiamo il nome e il cognome, non sappiamo dove. Ecco, questo è il supporto alla famiglia, come si spiegava, la famiglia ha bisogno di tante cose. C'è il bambino, ma c'è la persona, c'è il papà, c'è la mamma, i fratelli, il mangiare, il curarsi, l'igiene personale, cioè sono tante cose e ognuno nel mondo del volontariato dovrebbe prendersi la cosa che sa fare meglio, accompagnare le persone se non hanno i mezzi di trasporto. E qualcuno mi diceva, guarda che però qualche mondo del volontariato chiede soldi per fare questi spostamenti, cioè capite bene che in giro c'è, come detto, tutto, c'è di tutto e di più. Il problema è capire chi fa cosa. Allora Anna lo sta spiegando molto bene. Voi vi occupate di questo, della famiglia in generale. In generale, perché noi per fortuna collaboriamo con i servizi sociali, quindi per fortuna io diciamo che con il mio lavoravo in un ufficio postale, quindi già là avevo cominciato a collaborare con i servizi sociali quando vedevo segni di disagio. Vedete? Disagio era già di portata persone. Anna. Sì, purtroppo dicevo sempre qui è ufficio distaccato servizi sociali, perché quando vedevi la persona anziana che cominciava a perdere povero, mi preoccupavo. Un giorno è venuto un signore che era sempre stato lucidissimo, viene dentro e mi dice vorrei 1 chilo di pane. Capisci che le cose non vanno bene, oppure qualcuno che veniva accompagnato da un chissà chi e cominciava a prelevare soldi. Io segnalavo ai servizi sociali. Monica da Paese, vai Monica. Ciao Mirella e ciao ai vostri ospiti e grazie per quello che fate del volontariato che fate per le persone. Allora, io mi riaggancio un attimo a quello che hai detto prima del Natale, Mirella, dei regali, del Natale, di tutto quello che gli va dietro. Allora io
Non so perché, ma sono un po' allergica a queste cose qua, nel senso che si è buoni solo a Natale, si fanno i regali solo a Natale, siamo tutti buoni a Natale, ma il resto dell'anno cosa facciamo per gli altri? Domanda. Non facciamo niente per gli altri durante l'anno. E io, per quanto mi riguarda me, purtroppo con la situazione economica che abbiamo noi in famiglia, io e mio marito, regali non li facciamo mai perché non vedo che è in pratica. E non trovo giusto questa cosa che uno è obbligato a fare regali anche se non ha soldi. Questo è, perché sto mese qua ho preso solo 500 euro perché sono stata in malattia, ho preso l'influenza, perché faccio un part time il pomeriggio e non mi sembra giusto che gli altri non mi fanno regali a me, io devo fare gli altri che non ho un no-go skate praticamente. E mi sembra che il Natale è diventato un consumismo più che avvicinare le famiglie e questo mi fa tanto riflettere. Penso anche a voi, perché non ci sono i regali, cioè la famiglia, stare con la famiglia, i regali non servono a niente. Si sono persi i valori, abbiamo perso i valori, questo è il discorso, il valore della famiglia, il volersi bene, abbiamo perso tutto questo. E mi sembra un po' un'ipocrisia, ecco, questo volevo dire. Hai fatto bene, Monica. Allora, il mondo del volontariato fa regalo tutto l'anno, anzi direi 365 giorni all'anno. E se non ci fosse, io non so come saremmo finiti, se non fossero i banchi alimentari, vero Anna? Sì. Le parrocchie, tutto questo supporto alla famiglia. E soprattutto io sono convinta, anche Mario Castellese, che per questi ragazzi l'arte, soprattutto la bellezza, ecco, siano per loro molto importanti. Io sono dell'idea che dobbiamo iniziare da piccoli a portarli a teatro, soprattutto a seguirli in percorsi anche educativi che fanno parte dell'arte, della cultura. Ecco, non possiamo pensare di portare un bambino a sentire la lirica a 18 anni o un ragazzo a 15. Ecco, dobbiamo iniziare da piccoli perché da piccoli si impara. Ecco, sì. Le menti sono veramente delle menti eccezionali. Guardate come riescono ad operare quegli acceggi a 4-5 anni che persone di 50-60 non lo sanno neppure, quello che riescono a immagazzinare e anche a creare, perché sono dei creativi. Il problema è che bisogna accompagnarli. In questa anche la fotografia, ad esempio, prego. Bisogna, esatto, hai detto benissimo, bisogna spingere, bisogna portarli, a volte noto, per carità, non voglio esprimere giudizi verso nessuno, però anch'io sono genitore di 3 figlie, erano piccole, adesso sono grandi, molte scelte le lasciamo fare a loro, cioè vuoi andare qui, vuoi fare questo, vuoi fare quell'altro. Ci sono attività, secondo me, molto importanti che, oltre a curare magari la parte fisica, curano la parte dell'anima, ma non soltanto per i bambini, comunque anche per gli anziani. Comunque, infatti, vabbè, faccio una parentesi, in Canada i dottori prescrivono le visite agli anziani ai musei, per dirne una. Tornando al discorso dei bambini, ci vorrebbe fargli fare appunto questa esperienza. Alcuni lo fanno, cioè ci sono tanti che lo fanno. Io in 10 anni ho avuto centinaia di bambini che sono venuti da me a fare attività. Adesso negli ultimi anni faccio anche teatro, però teatro anche un po' sperimentale, perché cerco di seguire anche quelli che sono gli strumenti che adesso abbiamo, no? La tecnologia. Certo. Però attenzione, ecco, lì si sarebbe anche da parlare sul discorso della tecnologia, intelligenza artificiale. Ma loro sono nati con questo, è inutile girarci. Però bisognerebbe cercare di mantenere, cioè io c'è un progetto anche che si chiama Pensieri Analogici, di utilizzare la parte non sempre digitale, sì, perché noi adesso tutto viene facilitato nei cellulari, abbiamo dove dobbiamo andare, facciamo un clic, insomma, tutto è molto più facile, però la parte creativa non la usiamo più. Ma ecco perché io spingo verso i sì, c'è, bisogna tirarla fuori, perché loro poveretti non lo sanno. E allora una delle mie principali attività è verso i bambini. Ecco, questo lo faccio da 10 anni. E questo uomo che non vuole crescere, ecco, cosa dici? Un uomo, un altro uomo? Perché noi siamo sempre in prima fila, dico sempre, anzi abbiamo anche superato la fila. Siete voi che siete un po' indietro, che siete restii anche nella malattia. Beh, sì, io ho avuto anche le amiche per la pelle che hanno detto quello che ha detto Anna, una donna
purtroppo colpita da questo tumore al seno, cancro, detto lei, che il marito l'ha lasciata perché non riusciva a sopportare questo peso. Ecco, non è che fate fatica a crescere, ma perché non volete crescere, non volete esporvi, non volete impegnarvi, perché bisogna impegnarsi per fare le cose, bisogna metterci la faccia, dialogare. Io vi sento sempre, non tutti per carità, ci mancherebbe, ma parlate sempre di sport, cioè noi parliamo di tutto quando ci troviamo, dalla borsa della spesa, alla malattia, a tutto, della moda, dell'arte. Voi siete chiusi in una, secondo me, una bolla che fate fatica a uscire. Se state male fate fatica a curarvi, fate fatica ad andare dal dottore. Il pannolone non ne parliamo, noi non nasciamo e moriamo col pannolone, però lo accettiamo e l'abbiamo. Voi è qualsiasi cosa, non per tutti sto parlando, però io devo andare da quelli che non capiscono che forse dovete impegnarvi un po' di più, perché non è possibile che questa donna ormai debba fare 2 lavori, perché uno ormai non basta più, perciò ne fa 2. Poi arriva a casa quasi sempre lei, basta vedere anche come si svolge il lavoro della casalinga quando torna a casa, perché oltre al lavoro poi c'è il problema. Ecco, non è che questo uomo deve crescere un po' di più anche culturalmente? Probabilmente sì, certo che comunque secondo me le donne sono molto più forti degli uomini in ogni caso. Ho capito io adesso sto curando una mostra a Valdobbiadene al femminile, sono 32 artiste donne e 7 uomini. Una mostra dedicata alle donne, quindi io da uomo ho anche una sensibilità verso le donne, verso tutti i bambini e faccio qualcosa, cioè cerco di fare qualcosa anche attraverso, ripeto, delle attività di teatro, anche di mandare, cioè l'arte serve anche a comunicare, a trasmettere delle cose buone, positive. E questo lo faccio, insomma. Ma vede anche lei che l'uomo è un po' indietro rispetto a quello che dovrebbe, anche questa l'esigenza della donna, di aiutarla, di supportarla? Ma lo vedo nell'uomo forse anche, come diceva, nei maschietti, cioè dai bambini il tutto, cioè è una cosa che continua, cioè probabilmente anche poi nell'età adulta. Colpa anche nostra. Io ho bambini, bambine, e c'è la differenza, c'è. Anche nel creare. Anna, come commenti? È vero che siamo un po' così? Che anche noi il maschio è sempre il maschio, la femmina, invece di parlare di persone, non tutte, perché adesso dobbiamo anche dire la verità, generalizzare, però noi dobbiamo colpire quelli, anche per le donne poverette che magari da sole non ce la fanno a dire queste cose. Sì, perché poi noi parlavamo di bambini extracomunitari prima e là si apre tutto un mondo, perché io li vedo minimo 40 anni più indietro di noi, dove c'è una signora che ha avuto 4 bambine extracomunitarie. Il marito già alla seconda le aveva detto basta, no, perché lei a tutti i costi voleva avere il maschio. E adesso ha deciso, i medici le hanno detto basta, perché muori se continui così, non puoi continuare a fare bambini ogni volta, andare in punto di morte. E allora si è rassegnata, però là c'è sempre ancora la cultura del maschio, E quindi io credo che sia anche per quello che lo portano poi in questo palmo di mano, perché è il maschio, e lo rovinano, tra virgolette. Allora, ti racconto questo fatto di ieri. Allora viene un signore a prendere la borsa della spesa, una famiglia anche numerosa, e prende i vestiti, ed è già la seconda volta che io lo vedo, delle volte non ci sono, perché sono in giro e sono i volontari, che prende tutte le cose per sé. Allora ieri l'ho fermato e gli ho detto: scusa, ma tu hai bambini? Sì. Infatti vedo dal cartellino. Hai una moglie? Sì. E perché non porti a casa niente per loro? E lui si è messo a ridere. No, ho detto, quel sorriso non mi piace per niente. Allora, tu lasci questa borsa, che è già la seconda volta che porti a casa tutte cose per te, e prendi qualcosa per tua moglie e per i tuoi bambini. Lui mi ha guardato, io ho capito, perché lui può vestire alla nostra maniera, la moglie no. I bambini, siccome non sa le misure, non sa cosa prendere, non sa cos'è maschile e femminile, secondo me anche, e perciò si continua a non capire, e io invece lo voglio evidenziare, che integrarsi vuol dire anche questo, vuol dire capire che vivi in una realtà che è diversa da dove vivevi tu, che se tu ti vesti così, anche tua moglie e i tuoi figli hanno diritto di vestire alla tua maniera. Ho fatto fatica e gli ho detto:
Guarda, non prendermi in giro, non ti do niente, neanche quello che hai portato via. La prossima volta vieni con tua moglie e i tuoi figli, che io voglio parlarci assieme, magari 1 o 2, quello che vuoi, ma vieni con loro. Perché vuol dire questo anche integrazione, bisogna integrare e se loro non lo vogliono, non lo sanno, bisogna insegnarlo, se no quel cartellino io te lo ritiro e vai da un'altra parte. Perché devi dimostrarmi, siccome è tanta fatica e tu lo sai, specialmente in questo periodo, avere alimentari, avere di tutto e di più è molto difficile. Sì, quest'anno poi che anche il banco alimentare è andato proprio buco, diciamo. E i supermercati possono vendere fino all'ultimo secondo anche le cose in scadenza, tanto, e quindi non ti arriva più niente neanche di fresco. Niente. Allora se tu non farai questo, e siccome io alle sentinelle ho detto saprò se tu farai, io ritirerò il cartellino e vai dove vuoi, però qui non verrai più, perché bisogna integrare, la cultura è anche questa nostra. Cosa dice? Sì, sono d'accordo, ha fatto benissimo, bisogna cercare di educare appunto anche gli altri a fare... Assolutamente sì. Ma come tu ti prendi tutti gli abiti l'ultima moda e non porti a casa una maglietta, un qualcosa per tua moglie che non può venire e che non ho ancora capito se non vuole o è lui che deve venire, perché bisogna anche approfondire, perché l'aiuto è sacro a mio avviso, Anne, lo dico anche a Castellesi, cioè io ti aiuto ma devi dimostrarmi di meritare però l'aiuto, non è che io ti do le cose così perché tu vieni là e ti presenti, no, non gira così da noi gira se vedo che ti comporti bene, che ti integri, che riesci a imparare l'italiano, che capisci l'importanza della spesa che ti do, che non siamo al supermercato, ma ti do quello che penso. E vedo, ad esempio, Anna, una volta la pasta e il pane erano tabù, è vero Anna? Sì. Non volevano ma non puoi, anche è come noi andassimo nei loro paesi a mangiare le loro cose. Però un po' alla volta, anche insegnandoli, facendo capire l'importanza del pane, della pasta, cosa si può fare col pane anche se è vecchio, lo metti a bagno, cosa riesci a fare. Io sono sempre senza pane, e senza pasta. Sì, anche a vero, noi lo chiedono. Guardate che è una bellissima notizia. Sì, mi dicono hai pane ancora? Bene, hai pane ancora? Vedete? Questo secondo te non è un passo in avanti che abbiamo fatto noi volontari e non qualcun altro? Sì, ma anche il fatto, io sono felicissima anche della scuola di italiano che avevamo fondato nel 2011. Quindi quando le donne venivano erano strafelici di venire e poi ci portavano il tè, lo portavano da casa, portavano il pane fatto da loro o il dolcetto fatto da loro, proprio questo noi non siamo pagati, però questo è il nostro pagamento. È vero. Vedere che le persone gradiscono quello che noi facciamo. Io ho una signora che tra le varie cose è italiana, perché adesso sfatiamo il mito che viene solo l'extracomunitario al banco alimentare. Sono le nostre famiglie venete. Sono le nostre famiglie. Una signora, e potrei farti vedere cosa mi ha scritto, alla fine mi ha scritto Dio ti benedica. E non è la prima volta che me lo scrive, quindi per me questa è una grande soddisfazione, vuol dire che sto facendo qualcosa di utile per la mia comunità. Rispondendo anche a Monica da Paese, si parlava di regali. Vedi Monica, noi siamo nati con i regali, è inutile che ce l'ha, cioè al Natale, alla Pasqua, all'uovo, siamo nati con queste cose, non possiamo far finta di niente, l'Epifania. Allora ieri penso che quasi a tutte abbiamo dato, è arrivato uno scatolone di cosmetici, rossetti, di tutto e di più. Beh, guarda Monica, tu dovessi vedere, quando noi abbiamo regalato questa, anzi si sceglievano loro chi il rossetto, chi il fondotinta, chi l'ombretto, la felicità per una piccolissima cosa che non potevano acquistare, che non possono acquistare, perché Mirella ai volontari dice sempre una cosa: dovete venire puliti, preparati, se non avete chiedete, perché non siete dei pezzenti, siete delle persone che vivono un momento di difficoltà. Hai bisogno delle scarpe? Hai bisogno e perché no essere belli? Allora i braccialetti, poi mi arriva di tutto, cioè non so. E quando le guardo, l'igiene intima, l'igiene personale, loro apprezzano queste cose. Ecco, vedi Monica che anche il regalo diventa importante per loro, un piccolo regalo, un piccolo gesto. Castellesi, come ci saluta? Veloce, siamo in chiusura. Sui regali io ho avuto un'idea, insomma, però
non è ancora non si è materializzato, scusa, di regalare anche l'arte, nel senso io ho avuto dei bambini, ho fatto un laboratorio dove ho incluso dei bambini dove non si potevano permettere magari una piccola quota di contributo per organizzarlo, ecco, tramite un'associazione, un comune. Aiutiamo anche noi, anche con l'arte. Regaliamo anche. Grazie, devo chiudere. Mario Castellesi, ci troveremo ancora. Grazie anche a Anna Toffoletto, Presidente Associazione Oggi e Domani Insieme. E adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno, a chi l'abbiamo dato. Allora, quella sera non riuscivi a parlare, talmente era l'imbarazzo, anche diciamolo così, proprio a dire guarda cosa devo fare per farmi aiutare. Cosa vuoi dire invece questa settimana? Perché mi sembra che per te qualcosa di rosa sia diventato. Sì, ringrazio tantissimo lei particolarmente, perché è una persona che veramente merita tanto, ha un cuore grandissimo, e i signori De Luca, il signor Sindaco, che veramente c'ho pure vergogna, e sei persone meravigliose che non ho parole. Racconta in breve cosa è successo nella tua vita, per chi magari non ti ha visto lunedì sera. Cosa è successo nella tua vita, Roberta? Sono tornata qui dopo anni per assistere mio padre. Perché tu eri originario, dove vivevi? No, io sono di Grisignano. Però vivevi? Vivevo giù al Meridione, facevo la redattrice, l'ho fatto per tanti anni, poi sono tornata qui, ho mandato curriculum dappertutto. Ma tuo papà si è ammalato, perciò hai dovuto lasciare il lavoro e venire a Camisano? Sì, assisterlo, esatto. E all'improvviso è crollato tutto? E poi non trovando lavoro, sì, quando è morto lui in particolar modo, perché per me lui era la mia famiglia, senza tante spiegazioni, lui era la mia famiglia. Però ho sempre cercato di lavorare e ho fatto con piacere fare la badante, perché io amo molto le persone anziane, perché li vedo fragili, per cui non lo faccio per lavoro, però lo faccio anche perché... Cosa vuol dire per te, Roberta, trovare, anche se, come dice il sindaco, al momento è un po' precario, ma c'è un lavoretto, avere un qualcosa da fare, sentirsi utile e rendersi utile? Recuperare la mia dignità. Allora, Roberta, adesso noi assieme al sindaco e all'assessore ti consegneremo un assegno. Allora, questo è l'assegno che verrà monitorato dal sindaco, giustamente, perché sono soldi della grande famiglia, anche di pensionati che hanno poco. Prego, sindaco. Anzi, facciamo così, lo consegni lei alla signora Roberta, sindaco, anche se della grande famiglia è lei il garante, perciò penso che l'abbiamo dato in buone mani. Ecco, signora. Ecco, io volevo cogliere l'occasione per ringraziare la signora Mirella, la Rete Veneta e il suo direttore Baciali, che permette l'inserimento di queste iniziative nei programmi televisivi in un momento così delicato che vive la nostra regione e il nostro Veneto, con migliaia di persone che sono in difficoltà. Quindi grazie infinitamente Mirella, e ti prego di trasferire anche i nostri ringraziamenti al direttore dottor Baciali. Assessore, vuole aggiungere qualcosa? Io non posso che anch'io essere a fianco alla signora per ringraziare lei, che mi ha fatto conoscere la sua realtà, e un minimo di soddisfazione, anche se per un lavoro temporaneo, per averla almeno sistemata momentaneamente. Per cui questo, diciamo, sono le piccole soddisfazioni che questa attività ci porta. Io dico sempre che bisogna fare squadra, cioè bisogna fare rete, da soli non si va da nessuna parte, facendo rete si può trovare un lavoro, si può dare un po' di sollievo e soprattutto far ispirare queste persone. Cosa vuoi dire, Roberta, alla grande famiglia di Veneta? Che siete fantastici, senza di voi penso che tante persone soffrirebbero tanto.